fra qualche giorno finirà l'estate e sulla spiaggia niente resterà. Le ore passate saranno un ricordo che noi porteremo lontano io e te. L'estate se ne andrà insieme al sole, l'amore se n'è andato già con lei. Le prime gocce baciano la sabbia, stanno già bagnando gli occhi miei. Settembre poi verrà, ma senza sole, e forse un altro amore nascerà. Settembre poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei. Settembre poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei. E piangeranno solo gli occhi miei. E piangeranno solo gli occhi miei. Buongiorno, buongiorno, ho aperto con questa canzone Settembre perché sì, ormai siamo fine luglio, ma fra poco sarà settembre perché agosto passerà in un baleno come sempre. Ecco, il tempo corre talmente veloce che non ci rendiamo neppure conto. Questa mattina ne parleremo, ma non solo del tempo, un po' di tante cose che interessano un po' tutti noi, col dottor Andrea Favaretto, secondo mandato, centrodestra, sindaco di Salgareda. Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco, Buongiorno, questi comuni che si stanno dando molto da fare, sono molto vivaci, sono rock, come piace a Mirella dire, perché una ne fanno e mille se ne inventano, ma per realizzare il bene della comunità, fare diventare cittadinanza attiva. E poi vedremo anche cosa sta facendo e cosa ha fatto il dottor Andrea Favaretto. Allora sindaco, cosa mi racconta questi comuni che cercano veramente di supplire tutte queste carenze che sfortunatamente la politica non riesce a mettere, col mondo dell'associazionismo, col mondo del volontariato, ma proprio anche con le idee dell'amministratore, tra i quali la sua. Prego, sindaco. Sì, ritengo che le proposte vadano fatte, dopo sta alle persone accoglierle diciamo con intelligenza, perché noi cerchiamo di mettere diciamo tutto il nostro tempo e la nostra disposizione affinché tutte le problematiche vengano sviscerate e messe in campo. Di quello che parliamo oggi si tratta del fatto del murales, presumo che abbiamo realizzato nel comune di Salgareda, per quanto riguarda questo progetto sulla sicurezza stradale. Lo sapete benissimo e lo sappiamo tutti, di tutti gli incidenti che ci sono stati in questo periodo e purtroppo mortali di moltissimi giovani. E questo riguarda diciamo, una problematica che va risolta nel miglior modo possibile. Al momento
oltre ovviamente alle infrastrutture che sono le cose più importanti da realizzare, e soprattutto la coscienza delle persone nel non correre, di non mettersi alla guida ubriachi, di non mettersi alla guida con altre sostanze, soprattutto essere, diciamo così, consapevoli che hanno un'arma micidiale in mano. Ecco, questo era il senso di quello che ho realizzato lì a Saigareda. Spero che venga condiviso da molti altri paesi. Ho visto che la provincia, soprattutto per quanto riguarda l'assessore Fava Roberto, che lo saluto tra l'altro perché è stato presente già a 2 eventi, uno a Saigareda e uno a Cesalto, a cui io ho partecipato, sta portando questa testimonianza un po' in tutti i comuni del territorio, insomma, ecco, questo noi ce la mettiamo tutta, ecco, questo è allora andiamo a vedere cosa ha preparato e cosa ha deciso di fare il dottor Andrea Favaretto, sindaco di Saigareda, per far capire l'importanza della vita e non della morte. Andiamo a vedere questa campagna sicurezza stradale Saigareda. Allora salutiamo anche Biagio Ciaramella, vicepresidente Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada. Buongiorno, buongiorno Ciaramella. Buongiorno a lei, come sta? Grazie. Bene, bene, grazie. Allora cosa ne pensa di questo video che ha realizzato, di questo murales, il sindaco di Saigareda? È una cosa orribile come associazione, perché i messaggi vanno dati in tutto e per tutto, e più ne diamo di messaggi e meglio. Ciaramella, vediamo la pancia però, non il viso. Ciaramella, bisogna abbassare la telecamera. Hola. Sì, mi scusi. Tranquillo. Allora, sto col telefonino perciò. Allora, stavo dicendo che noi siamo grati per queste campagne di sensibilizzazione che si fanno, perché in effetti si incomincia a parlare di omicidio stradale, si incomincia a sensibilizzare le persone, si incomincia a capire perché ci stanno sempre tutti i giorni questi incidenti stradali. Allora è meglio che qualcuno faccia il possibile di iniziare purtroppo questa campagna di sensibilizzazione che fa molto male, perché tutti i giorni muoiono 12 persone al giorno. È giusto che venga dato un messaggio bello forte, perché chi sta dall'altra parte non deve subire l'ergastolo del dolore, purtroppo quello che noi come familiari e vittime della strada purtroppo abbiamo. Allora Ciaramella, è anche vero però che tu puoi allargare le strade, ne parlavo prima col sindaco Favaretto, puoi mettere i dissuasori, puoi mettere di tutto e di più, ma se poi trovi l'incosciente, il cretino che ti arriva a 200 all'ora, infischiandosene di tutto e di più, noi non arriviamo da nessuna parte. Oltretutto, come lei ha nominato, si inizia a parlare di omicidio stradale, ma sono anni che si inizia a parlare perché c'è la politica del dire e non del fare. Nel senso che una volta che queste persone sono colpevoli, ecco, queste persone non devono più guidare, perché la persona che hanno ucciso non ritornerà più
tolgono la vita alle persone per distrazione, perché lo sanno, per velocità lo sanno, perché non rispettano i codici della strada, ma soprattutto non rispettano le persone, il rispetto della persona non c'è valore. Noi vediamo che questo accade sia nei ragazzini, ma non ha età, come nei femminicidi, cioè il colpevole non ha età, non è che sono solo i giovani, no, non sono solo i giovani. Ecco, e questo non può più andare bene, perché ripeto, queste persone non ritorneranno più, con uno strazio enorme delle famiglie che non hanno giustizia ancora. Cosa ne pensa Ciaramella? Poi sentiamo anche il sindaco Favaretto. Allora, ha toccato un tasto dolente, perché in Parlamento c'è Salvini per le infrastrutture, sta cercando di dire a tutti l'ergastolo della patente. Prima domanda. Ma se verrà fatto l'ergastolo della patente, chi è che vigilerà su queste persone? Purtroppo, perché se mezza Italia muore, mezza Italia è assistita. A questo punto qua, chi controllerà queste persone? E se queste persone camminano nelle macchine e uccidono ancora, poi devono essere arrestati. Io dico che, dato che come ha detto lei è un vero e proprio omicidio, chi si mette drogato, chi corre a 150 all'ora, non rispetta il codice della strada, in effetti è un assassino, perché sa bene quello che sta facendo. Perché la legge non vuole punire veramente le vittime, non vuole punire gli assassini sulla strada? Perché è molto vergognoso il fatto che si ammazza e non si fa nemmeno un giorno di carcere, e poi le pene tra il rito abbreviato e il patteggiamento non ci sono mai delle pene giuste. E quello è il problema che ci sta, perché nei processi non vengono evidenziati purtroppo questa mattanza sulle strade. Perciò noi ci appelliamo al ministro Salvini delle infrastrutture, ma ci sono gli uomini per controllare queste persone che poi vengono fatto l'ergastolo della patente, o poi li lasciamo al delirio di guidare senza problemi? Perché ci vogliono controlli, e lì si diminuirà purtroppo le vittime della strada, se no saremo solo a un punto fermo che non faremo mai niente. Sentiamo come commenta il sindaco Favaretto. Prego, sindaco. No, la grossa difficoltà, come diceva il nostro interlocutore, è sicuramente i controlli. Io ci credo. Io purtroppo, per esempio, al momento ho un vigile urbano soltanto, pur avendo un comune di 7.000 abitanti, pur avendo anche attrezzato molto il mio comune con telecamere, quindi la lettura delle targhe. Abbiamo queste opportunità, le abbiamo colte tutte. Infatti noi, per esempio, le auto non assicurate e le auto che non hanno superato la revisione riusciamo a fermarle. La velocità, bisogna essere in campo, anche le norme, non si può lasciare un lettore di velocità da solo su una casetta, bisogna avere il corpo dei vigili lì vicino in modo che controlli questo. Se non hai il personale non lo puoi fare regolarmente, devi appoggiarti ad altri comuni, organizzare tutto, è difficile, questo è sicuramente difficile. Per quanto riguarda la pena, deve essere ovviamente, sono i giudici che devono, in base alle leggi, condannare queste persone. Io ritengo che, come è avvenuto gli altri giorni, quei ragazzi che correvano a 150 all'ora, che hanno investito quell'auto con la famiglia, mi sembra fosse a Roma, cioè quello non può più guidare, secondo me, perché poi hai visto che non rispetta neanche quello che sono le normali, diciamo così, prassi di dolore che si hanno verso i familiari, andando subito sui canali social. Non va bene questo, è un comportamento, come diceva lei, se trovi, tu puoi fare tutte le infrastrutture che vuoi, ma dobbiamo ovviamente educare le persone a fare in modo che si comportino nel miglior modo possibile, e questo è il compito della politica. Poi i tecnici sono qui e penso che faranno il loro lavoro, io me lo auguro, insomma. Purtroppo anche noi a Sagareda abbiamo
abbiamo avuto diversi ragazzi morti nelle strade negli anni, poi abbiamo sopperito con rotatorie, con piste ciclabili, con incroci sicuri. Adesso io ho realizzato 22 attraversamenti luminosi in modo che chi attraversa la strada possa essere visto da lontano da chi è alla guida, per esempio. Sono cose che dobbiamo un attimo, sto per esempio preparando un progetto, anzi è già pronto, che porterà fuori i camion dal paese di Salgareda, sia da Campo di Pietra che da Salgareda, dalla zona industriale all'Argine del Piave. Quindi la politica si muove in questa direzione. Come ripeto, io però per realizzare questa strada ho chiesto l'appoggio dei privati. Quindi ci sono 2 grosse aziende di Salgareda, posso fare anche i nomi perché sono aziende importanti che non hanno sicuramente bisogno della mia pubblicità, che è la 3B e l'Adria Recuperi, che visto che dobbiamo realizzare questa strada si sono resi disponibili a finanziare un parte... C'è una cittadinanza attiva, vero, nel senso della parola. Cosa ne pensa Ciaramella, ma soprattutto una parte di questa politica, non quella degli amministratori, perché devo dire la verità, la gran parte degli amministratori sta cercando di trovare delle soluzioni e dare concretamente delle risposte. Il problema è che c'è un'altra politica fatta di politicanti che non sentono, non vedono, sono miopi e sordi, ma c'è un disegno ben preciso sotto, perché c'è sempre un business dappertutto che fa crollare quello che dovrebbe essere veramente la pena giusta, la giustizia, che non arriva, l'ha detto anche lei, gente che uccide e che non fa un giorno di carcere, e poi abbiamo in carcere magari quello che ha spacciato la bustina, perché funziona così. Poi se hai grandi avvocati e tanti soldi, il carcere non lo vedi neanche col binocolo. Prego Ciaramella. Allora, incominciamo prima la rispondo per quanto riguarda il carcere. Le pene ci stanno, però dato che c'è il rito abbreviato e il patteggiamento, una di 2 funzioni che fa lo sconto del 30%, le faccio un'ipotesi. La legge dice da 2 a 7 anni, poi le aggravanti può arrivare a 12 anni se ammazza una sola persona, se ammazza 2 persone diventa una strage e in effetti arriva a 18 anni. Ma in questa situazione non arriva mai ad avere una pena superiore a 7 anni, 8 anni, perché tra rito abbreviato e patteggiamento, quando poi invece di metterlo agli arresti domiciliari, perché non li mettono direttamente in carcere? Tanto in effetti già loro hanno ammazzato una persona, non devono fare niente, devono soltanto entrare in carcere perché lo meritano, perché è una vita umana. Poi voglio rispondere al signor Sindaco, sono pienamente d'accordo con lei. Noi abbiamo mandato una lettera direttamente alle istituzioni competenti per rinforzare sui territori non solo di vantarsi dei vigili oppure del comune o altra cosa, ma la polizia, i carabinieri, la finanza dovrebbero fare dei controlli a tappeto, perché solo la prevenzione può diminuire i morti sulle strade. Immagini che c'è una mattanza tutti i giorni. Come la facciamo a togliere questa mattanza? Noi lavoriamo per la sicurezza stradale, ma non ci possiamo sostituire ai politici. Cosa significa? Che la voce è dei politici. I politici si stanno... Mi dica. No, non abbiamo neanche parlato, sta parlando lei, tranquillo. Allora noi in effetti stiamo segnalando ai ministri competenti quello che si potrebbe fare, ma se lo fanno tra 7-8 mesi, un anno, immagini 12 morti al giorno, faccia il conto, 12 moltiplicato 365 giorni, quanti morti ci sarebbero ancora? E nessuno fa niente. Poi c'è una pubblicità che sta passando per le TV nazionali, che è una vera e propria vergogna, che un ragazzo dice vicino alla mamma, che la mamma dice vieni a mangiare o mangia con noi, no, devo uscire, tra mezz'ora sono vittime di un incidente stradale. Ma perché questa persona già lo sa? Com'è? Ma questi signori si rendono conto che stanno infangando l'onore dei nostri figli, e poi noi genitori, che noi, seppure sappiamo una cosa di questa, non ci fa niente che muoiono i figli. È una vergogna. Questo mi è stato segnalato da alcuni familiari delle vittime della strada. Io penso
nei prossimi giorni farò un articolo, penso che chiederò pubblicamente il ritiro di questo sponsor per la sicurezza stradale, perché accusa i ragazzi e accusa le famiglie che purtroppo sanno che possono morire i figli e nessuno fa niente, ma per strada ci stanno gli operatori, ci stanno le forze dell'ordine, i familiari stanno a casa come io. Alle 7:15 ho lasciato mio figlio che stava andando a lavorare e poi alle 7:35 purtroppo di 15 anni fa, il 31 luglio adesso fa 15 anni e siamo ancora al primo grado a combattere, che non ci vogliono dare una risposta. A questo punto qua io non l'attaccavo sulla sedia se sapevo che una cosa di questa situazione. Quella pubblicità offende tutte le vittime della strada e i familiari delle vittime della strada, e addirittura chi è il regista di questa sponsor è un regista che ha subito a Roma un incidente stradale, è stato in ospedale grave e purtroppo nell'incidente con lui sono morte 2 ragazze. Ma allora non c'è più criterio per i morti? Solo perché potrebbe essere la lobby delle assicurazioni che vogliono fare il possibile di dare colpa sempre a chi muore. Ciaramella, soprattutto lo spot che finisce con questa mamma che fa questa affermazione, come fosse una cosa, sì, ovvia. Cioè veramente, ma io mi domando, prima di fare questi spot, visto ecco, la delicatezza di quello che si sta parlando, la pericolosità, perché non si confrontano con queste associazioni nazionali del territorio? Ma allora a cosa servono le associazioni se non vengono ascoltate, Ciaramella? Queste sono associazioni formate da familiari che hanno perso i loro cari, che non ritorneranno più, che si sono rimboccate le maniche per cercare di vedere ecco, questo filo di luce nel tunnel, ma non sono neppure interpellati, non sono seduti a nessun tavolo. No. Lei dice giustamente, ma come Salvini vuole ecco, l'ergastolo per la patente, ma chi è che controllerà queste persone? Non è la prima volta che fermano delle persone che non potevano guidare e che guidano tranquillamente. Pensate in tutta Italia cosa c'è. Andiamo da Rinaldo Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Questo è un problema che si tira avanti da anni e purtroppo incidenti stradali, non una disgrazia, è una guerra, perché 800-900 mila persone all'anno, un paese all'anno che sparisce per incidenti stradali. Non c'è colpa neanche degli amministratori, che ha ragione il sindaco, per le possibilità che dà, è la politica che la da mettere i sindaci, va bene, di dare la possibilità di frenare queste robe, quindi col denaro, con le persone. Una volta di avere i figli per cara e ti avevi paura perché dice che fermava, che cos'era, che passava. Adesso dove ti trovi i vigili? Ti trovi dove che le feste, dove che le robe di calcio, che mie poliziotti. Dove siamo arrivati? È il problema degli incidenti stradali. Innanzitutto uno che fa un incidente stradale con qualcuno che non ti cavi la patente per sempre, non 1 anno o 2 anni, per sempre, e ti cavi via un possibile omicida che lo faccia ancora. Ma se non facciamo queste robe che qua, non occorre essere un scienziato per risolvere questo problema. Mirella, tu lo sa molto bene, perché mette in grado, dare delle possibilità ai sindaci di avere la possibilità di mettere dove che sa il suo paese, più vive ore, di mettere la pattuglia, dove si corre di più, cerca di mettere dosigi in parte, anche se dà un costo, è logico che ora con la possibilità che dà certe robe lui può farlo, ma i politici che ora da interessarsi a una roba del genere, perché non ho mai sentito un politico parlare di tutti questi morti, non gli interessa niente, È vero, la politica adesso, i politici, non gli interessa, solo parlo di politici che a Montecitorio, tutta la gente che vedeva. Va in cerca solo della carriera, quello gli interessa. E lì dentro non interessa niente. Non ti vedi adesso con le vere, va in cerca di dargli i soldi per accesa delle cose, che capita giusto un caffè. E lì qua in Italia gente con 600 euro al mese di pensione,
che non riesce a neanche a curarsi, né mettersi i denti, né curarsi con visite economiche. Ma metti posto prima e poi la gente nostra e dopo aiutiamo anche gli altri. È giusto dare la mano agli altri. Va bene, direi. Grazie Rinaldo, come sempre Rinaldo è il primo a telefonare. Grazie Rinaldo. Allora dottor Favaretto, come commenta le parole di Ciaramella e anche del nostro Rinaldo, sono altre veramente le necessità di questo paese, le urgenze e soprattutto le emergenze. Prego Sindaco. Allora, tutto quello che avete detto è vero, ovviamente, non è che posso stare qui diciamo, a ribattere a numeri che sono presenti. Faccio un esempio anche stupido che riguarda per esempio il periodo Covid. Voi sapete che con numeri alla mano si era visto che l'assenza delle persone dalle strade aveva abbassato in modo notevolissimo il numero di morti dei ragazzi e ovviamente il numero di morti in quel periodo purtroppo si era appianato, facendo però, ripeto, rivolgendosi alla malattia che c'era in corso in quel periodo, e questo ci ha fatto molto riflettere su quello che sono l'importanza delle infrastrutture. C'è poco da fare. Quello che noi possiamo intervenire è le infrastrutture. Il comportamento assolutamente va accompagnato, perché di questo si tratta. È quello che sto cercando di fare. Guardate, noi abbiamo avuto anche un lutto nel mio paese, non successo a Sagreda ma nella vicina San Donà di Piave, perché io ho voluto il murales prima dell'estate, diciamo, perché poi d'estate i ragazzi si spostavano verso le zone, vedi Jesolo, Caorle, Eraclea, quelle zone di spiaggia, e quindi arrivavano a casa la sera tardi, anche se con le raccomandazioni dei genitori fermatevi lì a dormire, ma non lo fanno, rientrano a casa e purtroppo gli incidenti succedono in questo modo. Quindi io ho voluto, diciamo, questo murales prima dell'estate assolutamente per sensibilizzare loro in un luogo vicino a loro, cioè un centro sportivo, un grande parcheggio dove loro si trovano poi anche alla sera, eccetera. Qui parlavo di questo ragazzo di Sagreda che posso dirlo, che si chiama Matteo Gava, a cui io poi ho intitolato un premio per gli universitari. E guardi, dal 2019 adesso a Sagreda ho distribuito 58 premi, che sono 400 euro per chi fa la magistrale, 200 euro per la triennale, ma se completa il ciclo altri 200 euro. E ho voluto intitolare un po' per, diciamo, l'intervento anche dei genitori in quel periodo dal punto di vista economico, ma loro non lo desideravano questo, l'hanno fatto proprio di buona volontà. E io ho voluto fare questo segnale importante dicendogli anche a questi ragazzi universitari: vi do il premio, lo intitoliamo a Matteo. Ricordatevi chi è Matteo, un ragazzo che tornava a casa e una signora, un'altra sua diciamo pari età, che purtroppo non era in stato cosciente, diciamo, non era nelle migliori situazioni, lo ha investito ed è morto. Quindi cerco proprio di utilizzare tutto quello che posso affinché questi ragazzi riflettano, quando ricevono il premio, leggono il nome, si chiederanno chi era, cosa è successo, come mai a Matteo, cosa gli è capitato. La storia. La storia, questo è quello che io... La storia con la memoria. Con la memoria, questo io quello che voglio fare, che ho pensato come dire, di divulgare, e dando un piccolo paese come il nostro, che secondo me però Sagreda ha una componentistica così moderna di accettare anche queste grosse provocazioni, perché sono grandi provocazioni. Guardate, io, e parlo un attimo solo del mio paese, sono sicuro che avremo dei buoni risultati con questa campagna. L'ho visto anche per esempio con un'altra emergenza che c'è stata in questi giorni, che è stata quella dell'alluvione in Emilia Romagna. Io ho organizzato una serata, una raccolta fondi, abbiamo raccolto 9.500 euro e acquistato, oltre a questi, delle lavatrici e dei forni a microonde portati a Sant'Agata sul Santerno. Cioè,
cioè è arrivata tanta gente, quindi anche la solidarietà è insita nel mio paese. Proprio guardi, io sono molto felice di questo e spero che almeno nel mio paese capiscano quello che sto facendo, cioè questa campagna di dare una mano ai ragazzi ma anche alle persone adulte, perché poi sono loro che circolano per le strade, cerchino di comportarsi bene. Anche per il sottoscritto, guardate che un sindaco per esempio è sempre in grosse difficoltà, quando è in paese non deve correre, deve andare piano, non deve dire parolacce, perché ha gli occhi puntati, quindi però tutto sommato avere gli occhi puntati per tanti anni ti aiuta anche a comportarti bene. E dai, finalmente entra. Infatti io quando ho portato quei ragazzi lì, che sono quelli di Giocolandia, del centro estivo, sono 182 ragazzi che facciamo questo, diciamo questa parte estiva, io gli ho detto portate la comunicazione a casa. E quindi pensate 180 bambini che si rivolgono ai genitori dicendo a loro: guarda papà, vai piano, guarda mamma, mi raccomando, metti la cintura, non va. Perché il murale si è fatto sia perché tu non ti faccia male da solo, ma anche perché tu ti comporti bene verso gli altri. Questo è il messaggio che voglio lanciare. Tutto qua. Pubblicità, tutto qua, pubblicità. Allora apriamo la seconda parte con la Costituzione. Sapete che quasi sempre riesco a leggerla perché la ritengo molto bella, molto importante conoscerla oppure anche ricordarsela. Allora siamo arrivati all'articolo 48 che dice: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per le elezioni delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morali indicati dalla legge. Indignità morale. Attenzione. Articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico e a determinare la politica nazionale. Articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Ciaramella, specialmente l'articolo 50 vi coinvolge tantissimo, avete tutto il diritto di essere ascoltati, non vedo Ciaramella ma spero sia collegato. Eccolo qua. Ecco, soprattutto essere ascoltati. Io vedo tavoli di concertazione dove ci sono delle persone, specialmente politici, che non sanno niente di queste cose. Sono stati messi là per caso, non ci sono i giovani, non ci siete voi. Ma allora di cosa parliamo se non vengono coinvolti le persone direttamente coinvolte che sanno di cosa si parla? Prego Ciaramella. Allora, è stato fatto un incontro tra Salvini e le associazioni. Io purtroppo non ci sono potuto andare perché La Verità stava facendo il processo di mio figlio, che sono ancora in corso dopo 15 anni di primo grado. Però è stato fatto soltanto per una volta solo. Poi ho mandato sempre per chiedere di andare, di vedere, di sentirci da vicino, ma in effetti non sono stato mai chiamato perché purtroppo quella giornata non sono potuto andare. Però noi abbiamo ribadito tramite le giornate, le nostre diciamo
articoli di stampa, tramite tutto PEC e tramite tutto, che questa legge dei 30 anni dell'ergastolo della patente andava bene, però ci voleva che li dovevano arrestare questi signori e poi dopo un giudizio di un giudice dovrebbe far capire se hanno ragione o torto, e il rito abbreviato, il patteggiamento deve essere annullato. Loro su questo non ci hanno mai risposto, perché se no sarebbe facile se stare zitti e andare avanti per la propria strada, però i morti ci stanno sempre. E che vittoria c'ha Salvini se non sta a sentire noi associazioni, che fa l'ergastolo della patente e poi le persone muoiono? E in effetti ci dà ragione, perché nessuno controlla quello che lui dice. È lui stesso che in effetti si dà la zappa sui piedi, perché giustamente dopo dovrà definire al popolo italiano, all'Italia, a dire: io ho fatto una grande cretinata a fare l'ergastolo della patente, che poi già nel 2016 è stato chiesto, quando è stata accettata la legge dell'omicidio stradale, ma era incostituzionale. Non penso che adesso allora è cambiato qualcosa. La interrompo, Ciaramella, se no mi cade la linea. Abbiamo Sergia da Salgareda, poi continuiamo. Vai Sergia. Pronto? Sergia? Pronto? Niente, è caduta la linea. Prego Ciaramella. Allora, stavo dicendo in effetti che tutto quello che si fa, noi andiamo di fretta, ma non andiamo di fretta perché vogliamo la legge o vogliamo incolpare qualcuno, ma perché vogliamo far diminuire queste stragi stradali sulle strade. Ogni parlamentare, ognuno che tarda un giorno, lui c'ha la coscienza 12 morti al giorno. Poi volevo fare una domanda al sindaco, che è una cosa lodevole quello che sta facendo sul territorio per quanto riguarda la campagna di sensibilizzazione, che noi accettiamo pienamente. Però giustamente, ma se non c'è un tavolo tra il sindaco e le associazioni, lo so che lei sta facendo una campagna di sensibilizzazione, ma gli addetti ai lavori, purtroppo siamo noi, perché viviamo noi nell'ergastolo del dolore. Ciaramella lo venga a trovare, Ciaramella lo venga a trovare. Lo sto già facendo con Prego, sindaco. No, ci siamo già incontrati. Vedete, lei forse non conosce la nostra realtà. Noi abbiamo un signore che si chiama Daniele Furlan, che è presidente del Melograno, ed è con lui che mi sono molto rapportato per questo. Non più tardi di 3-4 giorni fa è venuta poi l'associazione, adesso mi sfugge il nome, della signora di Musile di Piave, di San Donà di Piave. Sì, che è stata ospite da noi tante volte. Da voi, sì. Ed è venuta proprio in municipio da me a confrontarsi. E anche... Ma è molto arrabbiata, perché sì, non è ascoltata, è arrabbiatissima. Abbiamo Sergia da Salgareda, vai Sergia. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Sono anche senza televisione, perché qui a Salgareda hanno preso la corrente, siamo al buio. Per il tempo probabilmente. È il tempo. Temporali, Sergia. Siamo passati alla Grazia e dai laghi, signor sindaco. Sono la zona di Massimiliano. L'altra notte sono... Sì, ho capito chi è. Lo sa? Sì, sono venuti a rubare un trattore e un furgone da lei, vero? E anche la macchina di Luciano. Sì, ancora un 3-4 giorni fa. Senza mettere tutte le seghe che si tagliava la legna e tutte le chiavi dell'officina di Massimiliano, un generatore di corrente, un bidone dell'officina che si raccolgono i liquidi, i solidi. Comunque guardi, una devastazione. Allora io volevo intanto ringraziarla, perché è il nostro sindaco. Dopo i murales sono belli, però non tutti li vedono. Quelli che sprecciano qua davanti alla cantina a 180 all'ora, e 15 giorni fa un camion con una macchina ha buttato giù la muretta, un cancello, e corrono come matti. Non so, qua proprio siamo in mezzo al Far West, perché qua di in strada, davanti a me ci sono tutte le fermate delle corriere. Lei sa benissimo quanti incidenti succedono qua da noi. So, sì. E corrono a gran velocità, perché abbiamo un autovelox davanti alla farmacia, uno davanti alla chiesa
E qui, che sono tutte le fermate delle corriere, sorpassano anche la corriera che è ferma con i bimbi che scendono dal pulmino. Non so se la strada è stretta, perché dopo che avete fatto la pista ciclabile qua davanti alla cantina, la strada si è ristretta, è più larga la pista ciclabile della strada. Però qua è impossibile di giorno e di notte qua. Non so, abbiamo il tetto qua nostro che dobbiamo ripassarlo, perché a parte che c'erano delle vibrazioni che avevano fatto dei lavori qua e si sentivano dei rumori di giorno e di notte perché avevano fatto il lavoro male, ma si sono sfilati tutte le tegole qua sulla nostra casa. Lei mi dirà, sposti la casa in mezzo ai campi, no. Però finché sono viva... No. Sergia, grazie della telefonata, devo correre perché sono in chiusura, prego Sindaco. Sì, allora, conosco benissimo la signora Sergia perché è la mamma di Massimiliano Narder, che siamo anche molto amici, insomma. E proprio in quel punto lì noi abbiamo realizzato, insieme con la cantina sociale, una pista ciclabile per la protezione dei ragazzi che prendono la corriera, perché ha ragione la signora, lì corrono come veramente... In quell'incrocio, tra l'altro, un anno fa purtroppo è morta Samantha, che ha fatto un incidente con la moto contro un signore, e anche lì, per esempio, abbiamo inoltrato una specie di rotonda, se vogliamo chiamarla così, fra le due strade, però sono tutte e due a livello provinciale, è un punto in cui non c'è nessuna strada comunale, e quindi con loro adesso stiamo cercando di risolvere questo problema. E anche lì il comportamento della gente quello che si diceva prima, è inutile fare, se poi trovi sempre... Per quanto riguarda i camion, spero appunto con la nuova viabilità che stiamo facendo dalla zona industriale fino all'Argine di non far più passare i camion per Campo di Pietra, però i camion devono arrivare per forza alla cantina sociale, perché ci sono i carico e scarico del vino o delle bottiglie o quello che gli serve, la merce, insomma. Andiamo a vedere anche questo spot, sicurezza stradale ANAS. Andiamo a vedere e sentire, poi lo commentiamo sia con Biagio Ciaramella che con Andrea Favaretto. Mettiamo la cintura, oh baby, stiamo ballando sulla luna e non so, spero ci porti un po' fortuna. La distrazione alla guida è una delle cause principali degli incidenti stradali. Per arrivare a destinazione, ricordati sempre, quando guidi, guida e basta. Ciaramella, come commentiamo questo spot? Questo sport per me va bene, perché dai dei messaggi belli forti come adesso solo, perché in pochi secondi la velocità, l'alcol è quello che potrebbe succedere se infraggi le regole della strada. Noi siamo contro l'altro sponsor che le ho detto, che noi stiamo aspettando il comunicato stampa dallo pubblico contro quel tipo di sponsor, perché, come dice lei, noi come associazione non siamo mai interpellati in queste campagne di sensibilizzazione, perché noi sappiamo quello che diciamo, loro invece, e purtroppo sulle nostre disgrazie ne fanno commercio. Ciaramella, scusi, anche perché voi rappresentate tutte quelle persone che dietro quel grande murales, che anche questo è un murales, di tutte queste persone che non ci sono più. C'è pure mio figlio in questo murales, che io lo porto dappertutto, anzi il sindaco, se mi invita, vado anche al suo paese, perché in effetti noi siamo quelli che purtroppo vogliamo evitare i morti sulle strade. Non siamo quelle persone che vogliono comandare la sicurezza stradale. Noi stiamo nel tunnel senza uscita. Noi non vogliamo far entrare in questo tunnel le persone. Ecco, quella pubblicità per noi va benissimo. È un messaggio chiaro per veramente quello che può succedere. Poi non so dal sindaco come sono le strade, ma da noi le strade sono colabrodo, perché la legge 208 prevede che dalla legge 208 prevede che i fondi, una metà deve essere spesa per la sicurezza stradale. Poi i soldi del PNR, lei mi dice il fatto della pista ciclabile, purtroppo ogni strada si deve fare
per accedere ai fondi della sicurezza stradale del PNRR bisogna fare una pista ciclabile vicino, se no i soldi non arrivano. Perciò sta una montagna di soldi che stanno arrivando ai comuni. Scusate, ma come li spendete? Noi stiamo tutti i giorni a fare segnalazione alla... Non da me. controllare come si spendono. Ma lei pensa che ci sarà questa trasparenza, caro Ciaramella? Ma lei pensa che noi veramente sapremo come verranno spesi questi soldi che sono destinati veramente, è molto precisa l'Europa in questo che ce li ha dati, ma lo sa come siamo noi italiani? No, noi italiani, ecco, certi politici italiani. Io chiedo sempre, diteci quello che fate, dove li investite, fateci conoscere. Prego Sindaco, perché stiamo correndo, prego. Sì, beh, ma adesso per carità non è che non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, attenzione. Noi abbiamo dei bilanci trasparentissimi, non è che le opere le vedono i miei cittadini, non è che se lei verrà a Saggareda, perché la invito ufficialmente, quando ci metteremo d'accordo, guardi il sito e poi mi contatti. Ma gli diamo noi i recapiti. Perché voglio completare anche, come dire, un ciclo di... Sì, mi piacerebbe tanto, ecco, che venisse, così si rende conto. Bisogna fare squadra, si renderà conto di anche la nostra situazione. Ora, io ho praticamente un collegamento di pista ciclabile enorme a Saggareda, che va da Ponte di Piave a quasi ai confini con Noventa, perché se mi porto verso Campobernardo, cioè io ho collegato tutte le frazioni per dare, e chiaramente troverà per esempio degli incroci sicuri con rotonde, e vedrà gli attraversamenti pedonali nuovi, sono di sera, sono tutti luminosi, che sono venuti con diciamo, l'accortezza per esempio di fare luce, molta luce, in modo che siano visibili queste persone. Sì, il compito che io adesso ho è, nel limite del possibile, educare le persone, come diceva lei, a non, come diceva quello spot, di non correre con la disattenzione, per esempio, del cellulare è micidiale. Quello è secondo me una delle cose più gravi di cui non ci si rende conto, ma avere cellulari in macchina, io vedo anche questa mattina venendo qui da voi, attraversando il ponte di Piave, erano tutti col cellulare in mano. Col cellulare, non c'è niente da fare. Questo è un problema. Allora Ciaramella, pensi che ho avuto l'altra scorsa settimana una psicologa del traffico che ha le idee molto chiare su quello che bisogna fare, ad esempio sulle rotonde. Alla mia domanda anche imbarazzante, ma che segnaletica c'è sulle rotonde? Ma che confusione facciamo quando arriviamo alle rotonde? E giustamente lei ha detto, in effetti vedi Treviso a 18 km, 12, 6, poi più corri più si allontana. Anche qua l'importanza della segnaletica, questa è la segnaletica che da anni e anni noi lo diciamo e nessuno ci mette mano, continuano a fare rotonde ma con una segnaletica pazzesca che quando arrivi dici adesso cosa faccio, dove vado, aiuto. Poi come si arriva a una velocità incredibile, cioè non siamo preparati, ma non sono preparati neanche gli addetti ai lavori, perché se fanno queste cose, ma come mi mettono questi nuovi mezzi e poi si accorgono che non va bene perché forse dobbiamo metterli in sicurezza, ma dovrai fare prima la sicurezza e controllare che dopo, o come la sindaca di Oderzo che ha fatto le stelline per terra e la psicologa del traffico dice la legge non lo consente, tu non puoi fare quello che vuoi, tu devi fare quello che il codice della strada dice, sì, ma che ti puoi alzare una mattina e dire faccio le stelle perché penso che sia più bello, cioè tu devi attenerti al codice della strada, capisce che non ci siamo proprio. Ciaramella, prego. Allora, prima domanda al signor Sindaco per quanto riguarda tutte queste strade che sta facendo, ha in corso nel PNRR? No, io no. Non ho avuto, sono cose che abbiamo realizzato con le nostre forze, non ho avuto finanziamenti. Fermi tutti perché abbiamo Romina Ceccato che tutti conoscono, che è la mamma che si parlava prima, che ha perso questo figlio assieme ad altri ragazzi e vuole giustizia. Eccola qua, ciao Romina. Romina. Ciao Mirella e saluto il sindaco. Ciao Romina. Allora,
Io ti dico una cosa e affermo quello che ha detto appena il sindaco di Salgareda. È vero, io sono entrata a collaborare con Treviso e non riesco a capire come mai dalle nostre parti, specialmente verso il Veneto orientale, non c'è nessuna istituzione che abbia preso in considerazione la cosa giusta che ha detto quel presidente di quelle associazioni sulle vittime. Noi siamo quelli che possiamo insegnarvi a capire che cosa significa sofferenza, che cosa significa e che cosa si può fare insieme. Io oggi so che qui a Musile ci sono degli incontri con delle istituzioni, ma perché noi associazioni non possiamo essere ascoltati? Noi abbiamo perso i nostri figli, noi vediamo cosa succede sulle strade, noi ci dispiamo e noi tutti i giorni viviamo lo stesso dolore. Perché noi associazioni non siamo considerate? Non abbiamo la peste, non abbiamo la lebbra, abbiamo perso un figlio e stiamo lottando perché vogliamo evitare altre famiglie. Non può essere. Collaborazione, io non attacco le istituzioni, io chiedo collaborazione. Io so che oggi ci sono degli incontri qua nel mio territorio e io come presidente di un'associazione non ne so niente. Che cosa significa? Non voglio dare consigli, voglio collaborare. Collaborare. È vero, me l'ha detto anche a me. Sono due cose diverse. Perché, come hai detto tu, io devo insegnare anche alle persone che hanno una certa età a capire come si va sulla strada, non attaccarmi su Facebook. In questi giorni non ti dico cosa mi stanno dicendo. Basta! Posso? Grazie Romina, grazie della testimonianza, un abbraccio Romina, prego Ciaramella. Vorrei dare parole di conforto a Romina. Romina, purtroppo ci troviamo tutti quanti nella stessa situazione. Ecco perché io dico che sui propri territori esistono le associazioni, le vittime della strada, che possono dare un campanello d'allarme per vedere come fare per la sicurezza stradale. Giustamente hai ragione il fatto di Facebook. Noi diciamo una parola e gli altri ci attaccano, ma noi lo facciamo per i nostri cari, non ci interessa queste persone che criticano il nostro lavoro, perché lo facciamo gratis, nessuno ci paga a noi, però la tragedia che noi abbiamo avuto non vogliamo che ricada su altre persone. È questo che ti dico. Per quanto riguarda abbi fede, perché da 15 anni adesso la legge è cambiata, prima era omicidio colposo, adesso è omicidio stradale, dobbiamo ancora insistere per farci sentire dalle istituzioni. Grazie, grazie, saluto Biagio Ciaramella, vicepresidente Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada, collegato con noi da Caserta. Grazie Ciaramella, poi vi scambierete i dati, perciò vi incontrerete ed è una cosa molto importante perché ha ragione Romina, le associazioni che si occupano di questo devono essere coinvolte, non perché o politicamente o perché non sei simpatica ti lasciano fuori. Questo non è ammissibile quando uno è presidente di un'associazione. Deve essere invitata a questi tavoli di concertazione. Sindaco, come ci saluta? Guardi, intanto mi dispiace molto per quello che è successo, ma dobbiamo combattere tutti quanti assieme. Rinnovo l'invito, guardi, davvero l'aspetto al mio paese, a Salgareda, mi contatti pure, si scriva. Sindaco, no, glielo diamo noi, tranquillo, glielo diamo noi. E poi insieme vogliamo che venga Romina, ovviamente, e che partecipi anche lei, perché prima proprio non mi veniva il nome, ho fatto colazione insieme con la signora Romina. E vediamo un po' di sensibilizzare il più possibile, ecco, tu questo fa. Io sono qui a disposizione, tra l'altro, non è che Posso lanciare un messaggio come sicurezza stradale? Prego. Noi abbiamo dei tracci, con le nostre associazioni le possiamo dare a voi come comune e voi li mettete per strada per quanto riguarda la sicurezza stradale.
mettere il casco, per le cinture e altre cose che servono per la sicurezza stradale. Caramella, allora io le dico un'altra cosa, organizziamo anche con Paola Conte, che lei conosce benissimo, ecco, con Romina Ceccato, con tutti i sindaci che vorranno partecipare, con l'istituzione, un grande convegno a Villa Margherita, visto la visibilità che ha questa Villa Margherita, ecco, perché siamo nella strada, una Villa Veneta sulla strada, una strada anche importantissima, perciò io la chiamerò, organizzeremo questo evento magari a fine ottobre, a novembre, per cercare di sensibilizzare. Noi faremo la nostra parte, chi ci sarà e chi non vuole esserci, ci sarà sempre un motivo. Ecco, noi non vogliamo i poltronari, ma vogliamo persone che riescano a capire che solo facendo squadra con le associazioni che si occupano di questo riusciremo veramente a fare un passo più avanti. Grazie. L'ultima cosa posso dire, Prego. Se avete visto il video, io ringrazio anche le forze di polizia locale, perché l'altro giorno loro fanno un progetto anche di istruzione ai ragazzi. Purtroppo io non ho le superiori nel mio paese, ho le scuole elementari e le scuole medie e lavoro con questi ragazzi. Lo faremo, esatto. Sindaco, lo faremo a Treviso. Abbiamo dato anche un diploma, quindi è tutti assieme per il bene comune, ecco, cittadinanza attiva per il bene comune. Grazie anche al dottor Andrea Favaretto, grazie a voi, sindaco grazie di Saigareda, grazie pubblicità. Grazie. Arrivederci. Dopo gli eventi dei 2 giorni prima pensavamo che fosse una semplice burrasca, invece abbiamo dovuto, e ringraziamo anzi la Protezione Civile che è immediatamente intervenuta, abbiamo avuto un supporto da loro e da decine di volontari che ci hanno consentito di sgomberare l'area. È una bufera di vento e pioggia quella che ha investito l'Alta Padovana intorno alle 13:40 di sabato. Da Vigonza a Cadonega, Villanova di Campo San Piero e poi nel Cittadellese il suo passaggio ha lasciato il segno. Passata la paura è iniziata la conta dei danni con un pellegrinaggio di cittadini, molti senza assicurazione privata, che vanno in comune. Anche questa mattina appunto ha portato diversi cittadini a rivolgersi al comune per capire se ci siano anche incentivi o qualche possibilità per poter ripristinare le loro proprietà che sono state appunto danneggiate. Hanno sentito appunto anche alcuni magari flash del telegiornale che ci sono delle possibilità grazie allo stato di calamità, ci stiamo adoperando in tal senso e quindi cerchiamo in breve tempo di dare risposta anche a questa esigenza. Ad aggiungere preoccupazione a Villanova di Campo San Piero come a Cadoneghe, i cittadini si sono trovati a fronteggiare lunghe ore senza energia elettrica. Nel appunto temporale di mercoledì la zona di via Puccini è rimasta senza energia elettrica più o meno dalle ore 21 alle ore 7 della mattina seguente e lo stesso è accaduto appunto sabato, rimanendo senza energia dalle 14 a più o meno le 23. Parte anche di Murelle Vecchie è stata interessata da questa mancanza di energia elettrica e appunto diverse ore senza poter avere l'alimentazione è un disagio veramente grande ai nostri giorni ormai. Ecco, voi siete in contatto con lei, nel sindaco? Allora abbiamo avuto un contatto con l'ingegnere appunto di zona dell'Enel che ci ha assicurato che verranno a fare dei sopralluoghi per verificare come mai queste cabine elettriche sistematicamente hanno questo problema. Allora vi presento subito altri ospiti e capirete perché sono partita con questo servizio. Abbiamo collegato da Peschiera del Garda Gianpietro Dalben, Presidente Energia e Sorisi. Buongiorno Presidente, poi ci racconterà cosa sta succedendo. Buongiorno e grazie di essere qui. Abbiamo anche in presenza Franco Marcuzzo, Segretario Generale CISL Treviso Belluno. Grazie anche a Marcuzzo di essere qui. Allora Dalben, cosa è successo e perché lei si trova qui? Perché non dovrebbe neanche
esserci. Prego Del Ben. Teoricamente dovrei essere a Peschiera del Garda. In realtà questa notte alle 2 con mia figlia siamo tornati a casa dopo il bombardamento di grandine che è accaduto alle 22:30 circa, per cui oggi mi trovo nel mio ufficio qui ad Altavilla Vicentina e non più a Peschiera del Garda. Allora, questo tempo però che impazzisce è vero, però i segnali da anni, gli scienziati, quelli che veramente sanno di cosa si parla, avevano detto che bisognava investire nel territorio, bisognava cercare dove si può di trovare delle soluzioni, perché ci sono anche delle soluzioni. E come ho avuto un ospite che ha detto: ma mi scusi Mirella, dall'anno scorso a quest'anno le sembra che qualcuno abbia fatto qualcosa? Allora lei come risponde, Presidente? Lei che sta vivendo come tutti noi, perché veramente l'Italia da nord a sud, da est a ovest è stata flagellata in questi mesi in maniera incredibile e sta continuando. Prego. Guardi, io sono abbastanza fatalista, non credo alle scie chimiche, al terrapiattismo, al clima che sta cambiando in maniera radicale. Allora, nel 1905-1906 abbiamo costruito sull'Adamello delle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. A me piace la Prima Guerra Mondiale. Ancora oggi, dopo lo scioglimento di alcuni ghiacciai, queste strutture stanno venendo alla luce. Vuol dire che quando sono state costruite lo sono state su roccia viva, non su ghiaccio. Per cui 100 anni fa, 105, 108 anni fa, la situazione a volte delle montagne era come questa. Ci siamo scordati, come ho visto anche prima nel filmato però, che una volta che una persona, qualche anno fa, una persona che aveva un giardino, un bosco, un campo, era suo orgoglio avere i fossi liberi, le grondaie pulite, gli scoli regolari, puliti, manutenzionati. Oggi pensiamo che qualcuno debba intervenire per fare qualcosa e non si sa che cosa, affinché la situazione non peggiori. Non può funzionare così. Non possiamo avere i tombini non puliti, i fiumi non puliti, i torrenti sono un disastro totale, i fossati nei campi abbandonati, perché quando arrivano poi delle situazioni, se sono straordinarie lo posso capire, ma l'ordinario non lo sappiamo neanche più gestire. Io ieri sera ho trovato una pianta in mezzo alla superstrada che da Peschiera del Garda porta il casello dell'autostrada, sempre di Peschiera, una pianta al lato strada, una pianta che non era stata manutenzionata, come ce ne sono tantissime altre. È evidente che prima o dopo cadrà in mezzo alla strada. A chi è che lo dobbiamo chiedere se possiamo volontariamente andare a potare questa pianta, a ramare questa pianta? Mi scusi, non lo possiamo neanche fare. Del Ben, mi scusi, ma il cittadino paga i consorzi di bonifica. Li paga, non è che sono grati i consorzi di bonifica, che dovrebbero tenere puliti, come dice lei, e quello dove non arriva il cittadino, che una volta non c'erano i consorzi di bonifica, ma era più pulito di adesso, anche se io li ho ospiti e dicono che loro fanno tutto e è il meglio di tutto. Dopo arrivano le telefonate che dicono: ma veramente non è proprio così, perché venga a vedere vicino a casa mia. No, adesso interpello, dopo mi risponde Del Ben. Vorrei anche sentire Marcuccio, visto che è segretario generale della CISL, ecco come funziona, perché qua non funziona più niente, le scuole non funzionano, la sanità non funziona, abbiamo sentito gli acquedotti come li abbiamo, gli acquedotti in tutta Italia, nessuno interviene o si fa molto poco, i consorzi di bonifica che non c'è la trasparenza che vorremmo avere, come si investe, visto che sono pagati e anche profumatamente, che dovrebbero intervenire, c'è stata una siccità, avrebbero dovuto pulire, però tutti dicono: noi abbiamo fatto tutto quello che era a nostra disposizione. Tanti enti, poi sempre, ecco, il cane di molti padroni muore di fame. Prego Marcuccio. Ma diciamo che non sono proprio così, cioè, io credo che gli enti che ci sono lo sforzo lo stanno facendo. È che rispetto a quelle che sono le funzioni ci sono parecchie cose cambiate. Una è quella che diceva il signore prima, che non ricordo, Del Ben prima,
Io mi ricordo che davanti a casa mia mio papà faceva il fosso e non aspettava che arrivasse, e anche se passava il comune comunque a tagliare l'erba, quando vedeva l'erba alta lo faceva. Oggi la battuta, pago le tasse e venga il comune, spesso, insomma, quindi io credo invece che dovremo un po' tutti prenderci un po' più cura del bene pubblico, del bene comune. Questo non vuol dire assolvere tutti dalle responsabilità o meno. Però su questo tutti fare un po' di analisi rispetto alla situazione, questo sì. L'esempio dell'albero prima, ma ce ne sono tanti altri, insomma, i fossi che vanno tranquillamente chiusi perché bisogna allargare la strada e non ci si preoccupa dell'aspetto idrico. Cioè, ci sono una serie di cose per cui, insomma, 2 o 3 anni fa abbiamo avuto, io abito nella zona di Mareno, quindi abbiamo avuto gli allagamenti dei sotterranei. C'è qualcuno che si è posto il problema di chi è che ha autorizzato la costruzione di sotterranei senza grandi isolamenti in una zona dove storicamente c'era, cioè quando ho costruito la casa mio padre, andando sottoterra a 2 metri ha trovato l'acqua. Cioè, è vero che si è abbassata, ma si è abbassata perché il Piave hanno spostato le acque per l'irrigazione. Nel momento in cui è arrivata tanta acqua si sono alzate le vene e si sono allagati i geologi e queste cose qua e tutti quelli che fanno studi che dovevano prevenire rispetto a questo, perché è vero, condivido in parte quello che diceva prima, cioè che il ciclo storico dell'ambiente, del clima capita, però francamente non siamo mai stati a livelli di questo tipo, insomma. Cioè, è vero che l'esempio delle casematte trovate nei ghiacciai resto, però è anche vero che nei nostri mari stanno arrivando... Ma grandine così, anche i nostri diversamente giovani non l'hanno mai vista. Prego Del Ben. Guardi, io sono anche donatore di sangue e vado a donare sangue gratuitamente, sono un vero volontario. Sopra l'ospedale di Vicenza ristrutturato, dove c'è la zona delle donazioni, allora l'anno scorso ho fotografato, un mese fa circa, in questo periodo però, a maggio più esattamente, ho fotografato dentro la grondaia una piantina alta così. Quest'anno a maggio sono ritornato a donare sangue, a piantina se è grande così. Ha fatto i frutti, No. Allora, tutti questi servitori dello Stato che al 27 c'ha lo stipendio, è possibile che nessuno entrando all'ospedale veda la piantina alta così e non si faccia la domanda? Aspetta che prendo la scala, chiedo l'autorizzazione, vado di sopra, pulisco la grondaia, perché forse prima o dopo quell'acqua lì mi viene richiamata dentro la zona dove andiamo a donare sangue. Aspettiamo Padre Pio. Tutto quello che è stato in Italia non funziona. Tutto. Lì sopra a sinistra vedo nel mio schermo, cara Mirella, 2102 giorni dal referendum. Allora, dal mio punto di vista, l'Italia è una famiglia formata da circa 20 regioni. C'è chi vuole andare avanti, chi vuole andare indietro. Io a casa mia ho l'erba in giardino tagliata, la siepe curata, taglio la strada, tengo pulito. Il mio vicino l'erba in strada alta 30, la siepe che sborda in mezzo alla strada, i pigli del traverso, non gliene frega niente. Allora, una volta glielo posso dire, 2, 3, dopo 50 anni, forse uno è meglio che si arrangi. Perché non possiamo parlare ai sordi. No, purtroppo. Abbiamo Marisa da Vedelago, vai Marisa. Vai Marisa, abbiamo Marisa Del Ben, dopo continuiamo. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Mirella, fosse una cazzata quella che dico io, ma una volta quando ero piccola c'erano i cannoni che sparavano alle nuvole per questa grandine. Che sia stata una cosa valida, ma fosse una cazzata, sai quella che dico Mirella. E dopo secondo me tutti quei scoli che fanno adesso sulle strade per smaltimento dell'acqua qua e là, cioè quando arriva qualche foglia si ingombrano subito e l'acqua non va più giù. Bisognerebbe come una volta avere sti fossi, quei scoli
soli, cioè ci sono ma non scolano, non va giù l'acqua perché c'è l'erba che fa il bordo e l'acqua non passa e non va giù, anche le strade si allagano con facilità, insomma, ecco, questo è il mio pensiero, magari qualcuno si metterà anche a ridere, però... hai detto... Veramente si sparava le nuvole più alla grande perché per rompere il temporale dicevano perché pioveva troppo, si sparava le nuvole. Grazie Marisa. Allora Marcuzzo, il problema è che purtroppo andiamo anche al mondo del lavoro e anche là ce n'è per tutti, perché questo lavoro che manca, persone non ne abbiamo, purtroppo siamo diversamente giovani, una popolazione che sta invecchiando, abbiamo queste persone che arrivano che sono pagate ma non possono lavorare perché è vietato finché non hai tutto il permesso di soggiorno a posto, non posso impiegarti, e qua non si va da nessuna parte, si continua a parlare e poco fare. Prego Marcuzzo. Diciamo che su questo tema c'è un po' troppa ideologia e un po' troppo poco pragmatismo. Nel senso che adesso ci si accorge, è da un pezzo che si dice che il tema demografico avrebbe posto seri problemi al nostro vivere quotidiano, al nostro sistema produttivo, ai nostri servizi, alla nostra vita. Cioè, non pensiamo che gli anziani oggi, noi gli anziani abbiamo appaltato la gestione degli anziani dei nostri genitori alle badanti, che non sappiamo neanche chi sono. Però abbiamo avuto bisogno di persone per gestire le cose più semplici, e per portare qua una badante è un problema serio, perché come tutto il resto dei cicli, quindi noi affrontiamo il tema sempre un po' troppo ideologicamente senza rendersi conto del resto. Il tema quindi del bisogno di manodopera è forte. C'è un cambio culturale presente che sta avvenendo, che sta sorprendendo un po' tutti, nel senso che c'è un atteggiamento diverso rispetto al lavoro. Oggi uno dei fenomeni che venivano denunciati qualche mese fa, sono gli ultimi studi, ma sta crescendo il numero ad esempio di giovani che si licenziano senza avere un posto di lavoro subito dopo. Cioè, nella mia generazione non esisteva. Cioè, il lavoro era un bisogno, quindi vai a lavorare, non ti piace dove stai, prima ti cerchi il posto di lavoro e poi ti licenzi. Oggi se il lavoro non piace, molto spesso capita la persona che si licenzia e che poi vai cerca, trova. Fermo Marcuzzo perché abbiamo Sandra da Treviso, se no cade la linea. Vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, due argomenti, le inondazioni. Io sto in un comune di Treviso e precisamente diciamo così, al confine tra due comuni. E dal 2005 io ho la strada che si allaga ad ogni bomba d'acqua, quindi 3-4 volte l'anno, adesso ovviamente anche più spesso. Dal 2005 che tempesto i due comuni che hanno la rete idrica condivisa, dal 2005 di PEC, raccomandate, telefonate, a tutt'oggi è stato fatto qualche intervento, prima il consorzio di bonifica mi dice non è nostra competenza, dopodiché sono andata tramite il giudice, perdonami Mirella, tramite appunto un giudice che è a disposizione dei cittadini gratuitamente, che vigila su queste cose. Quando sono andata tramite il giudice è saltato fuori che il consorzio di bonifica allora diciamo così aveva delle competenze. Ok, comunque tutt'oggi nulla è ancora risolto. Okay? Perché? Perché si costruisce, non più tardi di un paio d'anni fa hanno fatto a 30 metri da dove c'è l'allagamento, hanno fatto su un condominio e delle villette, proprio a 30 metri, quindi non ne frega niente a nessuno, continuano a buttare su case, cemento, la rete idrica è la stessa, arrivano ovviamente più famiglie che insistono su quella rete idrica che non viene assolutamente adeguata o ampliata, e quindi poi quando vai sott'acqua quindi volevo dire al signor Marcuzzo che sì, noi ci diamo da fare, ma cosa avremo da fare ancora? Dal 2005, PEC, raccomandate, telefonate, risolto nulla. È il giudice di pace, Sandra. Brava, giudice di pace, brava. E un'altra cosa, discorso del lavoro, io mi chiedo sempre dove sono i sindacati, perché parlo del mondo del commercio che conosco molto bene e delle agenzie, cioè ti assumono, la tua vita è in mano a loro, cioè orari li mettono, devi sabati, domeniche, la mattina alle 6, la sera alle 9, devi essere sempre disponibile perché altrimenti non va bene. Cioè dove siete? Ma per meno di 10 euro l'ora lordi, ma dove siete sindacati?
Dove siete? Perché permettete questo? Perché permettete che ci sia un contratto nazionale delle signore delle pulizie che lavorano a 5,16 € l'ora? Perché quando un gelato costa 3,5 €? Ma cioè, io veramente non lo so dove siete, perché se permettete questo non c'è un minimo di rispetto per il lavoratore e forse il mondo del lavoro verrà cambiato proprio dai giovani, perché la qualità della vita non si può vivere per lavorare, si lavora per vivere, e invece siamo arrivati, soprattutto noi over 50, a dover vivere per lavorare, perché nel momento in cui trovi un posto di lavoro devi essere totalmente a disposizione, perché già hai 50 anni, già è difficile che ti tirino su, per cui devi vendere la vita al mondo del lavoro. Io mi chiedo come si possa fare. Vi ringrazio tanto. E hai fatto molto bene, Sandra, a dire questo, perché c'è una statistica fatta recentemente dove il giovane dice: io voglio lavorare ma voglio anche vivere. Ecco, non ammetto più di lavorare solo e essere sfruttato, perché guardate, andate ad ascoltare i giovani come vengono pagati. Ecco, e poi questa veramente c'è una divisione anche tra sindacati sul salario minimo. Anche qua non siete d'accordo, siete divisi, la gente a casa lo sente, Sandra l'ha appena detto. Sentiamo Marcuzzo come commenta questo mondo del volontariato invece che si dà da fare. Ecco, lui va dappertutto, anche nei paesi di guerra, a cercare di aiutare, a portare concretamente aiuti reali. Ecco, prego Del Ben. Allora, vi faccio vedere una foto di una rivista qui di Vicenza. Qui c'è un ragazzo dell'Ucraina che abbiamo fatto arrivare il 14 di settembre dell'anno scorso. Suo cugino era arrivato ad aprile dello stesso anno e anche la nonna era sotto i bombardamenti a Kherson. Da settembre siamo riusciti a ottenere i documenti per farlo rimanere in Italia a maggio 2023. Da settembre a maggio 2023, questo povero Cristo qua, siccome non vive di Spirito Santo, ma ha bisogno di mangiare, di dormire, di vestire e di vestirsi, mi piacerebbe capire chi dovrebbe aiutarlo. Adesso è di là in sede che sta preparando il 38° bilico per l'Ucraina. Siamo arrivati a 38 bilici di aiuti per l'Ucraina, chiaramente autofinanziati, perché il comune, la provincia, la regione, lo Stato non dà un euro. Come vedete nelle nostre scatole c'è scritto "coe ciacque non si impasta fritto". Dobbiamo sempre aspettare qualcuno che deve arrivare, ma è sempre indafarato. Ma pensiamo che la solidarietà possa essere organizzata portando una bustina della spesa da Vicenza fino a Žytomyr, fino a Odessa, fino a Leopoli, fino a Mukachvo, fino a Užhorod, sempre e solo con lo Spirito Santo? Fare solidarietà vera costa moltissimo. Non abbiamo aiuti da 20 anni, non abbiamo aiuti da nessun ente pubblico, perché sono troppi impegnati nelle campagne elettorali personali. Come ho detto prima e mi ribadisco, dopo 2000 tutto ciò che è Stato non funziona. Lo Stato sono stipendifici. Faccio un passo indietro. Ieri sera alla grandinata cosmica di Peschiera ho visto migliaia di danesi, olandesi, belgi, austriaci, tedeschi, francesi riparare subito i danni per quanto possibile in tutti i modi immaginabili. Nessuno che aspettava San Gennaro, Cappidenza, aspetta che il comune mi porta il nylon, quello vado a portarmi lo scotch. Un'altra cultura, un'altra religione, un'altra storia. Non possiamo aspettare dallo Stato ciò che lo Stato non vuol darci. Ci vuole l'autonomia. Ognuno a casa sua, nella sua azienda, gestisce come vuole e gestendo come vuole porta a casa i risultati. Io a casa mia ho le grondaie pulite, gli scarichi puliti, le pogne pulite, giardino tagliato e tutto in ordine. Se il mio vicino, al mio vicino cadrà una pianta e dentro casa mia, mi pagherà i danni. Cosa devo fare?
Sentiamo come commenta Marcuzzo, con le parole molto chiare del nostro Gianpietro Dalben, che mi sempre mi onoro di ospitarlo perché è una delle associazioni più attive nel nostro territorio, ma concretamente glielo dico, chapeau veramente Dalben per quello che fai, e io so quanto tu fai assieme a una squadra meravigliosa formata anche da giovani, visto che diciamo sempre che questi giovani non ci sono, Dalben invece li Posso ha. intervenire un attimo? Prego. Allora, l'esempio che il giovane dovrebbe seguire è quello di quel signore là che si dice che essere capo dello Stato, che ha 84-85 anni, perché che tutti sono gli 80 anni, no. Sono delle persone stanche, non hanno più la forza di andare avanti, hanno solo la carrega, la sedia. Non possiamo essere gestiti da persone stanche, perché nella mia azienda, se il mio amministratore avesse 84 anni, domani mattina sarebbe già fallita, anzi sarebbe fallita prima di domani mattina. Cioè vogliamo capire che siamo la nazione più vecchia al mondo assieme al Giappone e vogliamo dare ancora potere a questa gente qua. Questa gente qua è quello che ha distrutto l'Italia con il debito pubblico e sono lì ancora a comandare. Non sono i giovani che hanno fatto i disastri. Sentiamo oggi in Italia non hanno ancora il potere. Sentiamo come commenta Marcuzzo. Ma io sono per la libertà di opinione, non sono completamente d'accordo sui ragionamenti di prima. Che ci sia bisogno di una maggiore corresponsabilità, questo sicurissimo, anzi su questo non ci piove. Pensare che ci sia un'unica e certa soluzione a tutti i problemi, su questo avrei qualche dubbio. Nel senso che è vero che l'autonomia è una parte importante su cui anch'io ho votato a favore del referendum, ma non sono così convinto che quella sia la soluzione di tutti i mali. Cioè, durante il periodo del Covid, se non c'era la sanità pubblica, noi saremmo andati allo sfascio. Se non ci fosse stato un intervento centralizzato, perché ogni regione andava per conto suo. Beh, meno male che c'è stata. Ci sono stati anni in cui grande spazio al privato, se non c'era la sanità pubblica e gestita a livello centralizzato, noi saremmo andati in crisi. Quindi a significare che non tutte le cose, insomma, tutte le cose vanno prese con i dovuti modi. Noi oggi stiamo discutendo su quante deleghe l'autonomia, 23, 22, 21, io ho l'impressione che però ci sia un passaggio che c'è bisogno di farlo e sono in linea con le cose che dicevo prima, cioè la corresponsabilità rispetto alle cose, perché autonomia vuol dire anche pagare le tasse, Cioè autonomia vuol dire che io decido a casa mia cosa fare, che energie ci metto e che risorse ci metto, perché tutti abbiamo l'idea che una volta risolto arriva il Padre Eterno. No, una volta risolto io ho l'onere di fare le cose, deciderle a casa mia, ma anche trovare le risorse a casa mia. E su questo non c'è proprio tutta questa, non sono così tranquillamente dell'opinione che sia stato completamente compreso. Volevo un po' rispondere, se mi permetti, anche alla domanda di prima sul discorso dei centri commerciali, dove è il sindacato. Beh, sui centri commerciali noi abbiamo fatto manifestazioni e spesso in parecchia solitudine. Cioè una delle domande era, uno che ha una paga da 1.000 euro al mese, tu puoi aprire anche 36 ore al giorno, sempre 1.000 euro da spendere. E per aprire i supermercati, i centri commerciali la domenica, gli orari di lavoro non sono più le 40 ore, sono a 20-30 perché devi incrociare le persone, per cui devi coprire 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. E si va giù. E alle manifestazioni davanti ai centri commerciali, 4 gatti dei sindacalisti e la gente che andava tranquillamente a fare la spesa. Mirko da Padova, poi continuiamo. Ciao Mirko. Signora Mirella, buongiorno. Buongiorno. Sempre complimenti alla sua meravigliosa trasmissione. Grazie. E un caro saluto ai suoi carissimi ospiti che ci portano sempre informazioni importanti che noi ne abbiamo sempre assoluto bisogno. Mi permetto di dire solo 2 cose. Il primo, come mai che i sindacati, i carissimi sindacati, quando governava la sinistra ci hanno tolto l'articolo 18 e non hanno mosso un dito. Il signor Landini non ha fatto 2 giorni di sciopero come vuol fare sempre i scioperi che fanno. Dove erano i sindacati? Dove erano i sindacati quando questa sinistra ha cominciato a togliere tutti i diritti ai lavoratori? Dove era la sinistra? Dove erano i sindacati? Dove erano i sindacati? Mi piacciono, fanno queste riunioni dove riunano tutti questa montagna di gente che poi si sa benissimo che persone sono.
E l'ultima cosa che mi permetto di dire, signora Mirella, è una cosa molto importante. Questa Europa, questa meravigliosa Europa che abbiamo e che nessuno la vuole, perché sono pochi, la vogliono solo loro perché ci sguattano. All'Italia ha tolto l'agricoltura, c'erano le stalle dove i contadini si tagliavano l'erba dunque i fossi, c'era il latte, c'era il frumento, ma siccome le multinazionali hanno voluto portare tutto in Ucraina, perché lì hanno montagne di grano, hanno tolto tutto agli stati. In Italia lei se ha 5 campi, li fa raccogliere il grano, fa produrre il grano, costa più la lavorazione che quello che prendono. Perché? Perché la signora Europa e le signore multinazionali hanno portato tutti in uno stato dove gli faceva comodo. Adesso questo stato è sotto una guerra e non sanno più che santo chiamare. Hanno il problema dei microprocessori fatti in altro posto che si potevano fare in Italia. E tutte queste cose. L'Europa dov'era? Dov'era la signora Europa? Brava a togliere, non pensava che poteva succedere che scoppiavano le guerre, perché nei paesi dell'est, è inutile che ce l'andiamo a raccontare, sono paesi che sono tutte amici accese, Romania, Ungheria, Polonia, Ucraina, Russia, sono paesi dove la guerra finisce da una parte e inizia dall'altra. E l'ultima cosa che voglio dire al signor suo ospite sindacalista: perché il Veneto non può avere l'autonomia e il signor Alto Adige e il signore Val d'Aosta e la Sicilia che è piena di debiti e continua a avere la sua autonomia e essere foraggiata in continuazione miliardi e miliardi dallo Stato? Perché loro hanno l'autonomia e noi no? Perché io vorrei una sua risposta. Allora togliamola a tutti e siamo tutti uguali. Non capisco perché il Veneto, che è capace di autogestirsi, ha una sanità competitiva, non deve avere la sua autonomia. Ecco, questo che mi fa rabbia, perché gli altri sì, va bene le autonomie, e noi no. Autonomie date ancora 60, 70, 80 anni fa, che adesso non c'è neanche più motivo di esistere. La Germania, tanto per dire, vive di sua autonomia, è questo, e va alla grande. Io chiedo perché non viene data l'autonomia al Veneto. Io non capisco che noi veneti siamo contrari, ci sono i veneti che sono contrari all'autonomia, quando la Sicilia... io, signora Mirella, le rubo gli ultimi 10 secondi, ho un carissimo amico che è a Merano e lui vive qui in Veneto e gli chiedo: ma fatti la cittadinanza veneta, c'è la cittadinanza di Vicenza? Allora lui mi fa: no caro mio, che me va a cavare sulla regione autonoma. E allora io mi chiedo perché noi veneti continuiamo a martellarci le dita sui piedi. Io questo che non capisco, quando le altre regioni sono autonome, vivono della loro autonomia, hanno foraggiamenti continui dallo Stato, di cui forse sono anche soldi nostri. Ecco, mi perdoni, sempre complimenti alla sua meravigliosa trasmissione. Grazie Mirko, è stato un piacere sentirti. Forse se vai a sentire e vedere la puntata di sabato dove avevo Franco Rocchetta, padre della Liga Veneta, che ha spiegato perché l'autonomia non arriva e non è stata data, capirai molte cose. Però sentiamo anche da parte di Marcuzzo e dopo anche di Dalben, ecco, come mai, ecco, alle domande che ha posto il nostro Mirko da Padova. Ma a me piacerebbe capire quali sono i problemi adesso, perché fino a qualche tempo fa il tema non si parlava di autonomia perché c'era la sinistra che, adesso c'è la destra e io sono convinto che anche con la destra non si faranno grandi passi in avanti, anzi Fratelli siete d'Italia... vicini come CISL alla destra? No, al governo Meloni? Siete un po' meno diciamo rigidi dei CGL e Will? CISL ogni tanto? Assolutamente no. Sicuro Marcuzzo? Assolutamente no. Noi manteniamo un rapporto di rispetto e di dialettica con tutti. Sono gli altri che sono diventati più sensibili da qualche altra parte. Noi rimaniamo a dialogare, abbiamo dialogato con Renzi, con Draghi, dialoghiamo con la Meloni, abbiamo dialogato con tutti. Il nostro mestiere è rappresentare le persone che sono i nostri soci, le nostre persone, nei confronti di chiunque, non spetta a noi decidere chi è. Ma più di qualche volta il sindacato prende una posizione, si vede unite CGL, Will, e voi invece prendete le distanze. Invece dovrebbe essere unito il sindacato su materie importanti. Però il fatto che ci siano diverse opinioni è il bello della democrazia, ma non si va avanti? Ma insomma la democrazia, allora
La democrazia è di per sé complicata, perché devi mettere insieme soggetti diversi con culture diverse, però sono quelle che creano le condizioni per cui quando risolvi un problema l'hai risolto per sempre. Cosa diversa è che se c'è uno che prevale, nel momento in cui è forte vince, quando arriva l'altro poi spazza via. Quindi la democrazia è questo. Il fatto che ci siano opinioni diverse non è una cosa sbagliata. Oggi c'è una grande discussione sul salario minimo, ma non è discussione che le devono essere alzati i salari minimi, è discussione sul modo. Da sempre la CISL è stata contrattualista, cioè una società di libero mercato, sono le parti che contrattano. Nel momento in cui tu l'hai stabilito per legge, oggi hai un governo di un certo tipo, domani hai un altro, è il governo che decide qual è il potere contrattuale. Sì, però il sindacato... Da sempre è uno scontro. Sì, però è vero Marcuzzo, però il sindacato unito ha una forza, il sindacato diviso non ha la forza, è inutile che ce la giriamo. Andiamo a sentire anche come la pensa Dalben, che è anche un imprenditore oltretutto, ma soprattutto, eccolo qua, cosa hai in mano Dalben? Vedi Mirella, qui siamo nella vergogna planetaria, Bosnia-Herzegovina, campo di Lipa. Queste zone qua sono boschi, sono diventati oggi boschi, in realtà sono campi minati della ex guerra jugoslava. Qui ci sono migliaia di afghani, pakistani, nepalesi, ragazzi del Bangladesh che per entrare in Croazia, cioè in Europa, tentano il game e si fanno saltare in aria. Questi hanno una grinta, una voglia di vivere, una fame, un entusiasmo come i nostri genitori. Hanno voglia di vivere perché la morte la conoscono già. Allora, se volete Energia e Sorrisi, ci trovate su energiasorrisi.org, ci trovate nel sito, ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram. Ecco, come dicevo prima, il nostro karma coi ciacque non si impasta fritto. Da 20 anni cerchiamo di portare un po' di energia e sorrisi in giro per il mondo. Se avete voglia di aiutarci, perché non possiamo sempre demandare a terzi. Oggi c'è il problema dell'immigrazione, ieri c'era il problema del terremoto in Glina Petrinja in Croazia, siamo intervenuti in Emilia, siamo intervenuti all'Aquila, torneremo per l'ennesima volta in Ucraina, dove i fratelli ucraini bombardati quotidianamente sono alla fame più totale. Non possiamo abbandonare i nostri fratelli in queste situazioni di disagio. Questa che vedete una foto con 70 ucraini che abbiamo festeggiato in sede da noi altri. Abbiamo Nadia da Treviso, poi continuiamo dal Ben. Vai Nadia. Grazie. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, ma perché hanno tolto la tesoreria ai comuni e l'hanno portata a Roma? Se la lasciavano a ogni comune la sua tesoreria e si gestivano i soldi i comuni, no che arrivano da Roma, non arriva niente da Roma, hanno fatto i furbi loro. E volevo portare anche la sanità, tutto quanto, ma che governo abbiamo? E li abbiamo votati, mi dispiace, veramente. Finché non cambiano la legge elettorale, che votiamo noi la nostra gente, hanno diminuito i parlamentari, si sono aumentati il vitalizio, l'hanno riacquistato. Ma i sindacati loro non fanno cumulo, loro hanno 3 pensioni, perché hanno fatto 10 anni di qua, 10 anni di là, loro non fanno cumulo. A me non danno la pensione perché mio marito supera il reddito. È una vergogna, che la prossima volta non so se vado a votare, perché a questo punto mi sono resa conto che non siamo ascoltati da nessuno. Grazie, arrivederci e buona giornata. E hanno la reversibilità intera, e hanno i politici la reversibilità intera, tanto per aggiungere la ciliegina sulla torta. Allora Marcuzzo, come commenta quello che abbiamo detto? Ma soprattutto, no, anzi, andiamo a vedere proprio la CISL, perché il tempo vola, se non ce la faccio, sul salario minimo, che è molto importante. Andiamo a sentire.
Salario minimo, fissare la soglia minima legale di 9 euro all'ora non convince la CISL. Salario minimo solo se collegato ai contratti. La via delineata dal sindacato è quella di estendere i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi che si attestano mediamente sopra i 9 euro. Se il salario minimo ci deve essere quello previsto dai contratti nazionali firmati da CGIL e CISL UIL e non da contratti privati e non da cifre fisse, che sono molto molto pericolose, perché possono venire aggiornate solo per mezzo di altre leggi e di altri decreti e rischiano di essere un vincolo al salario dei lavoratori. L'obiettivo, spiega Consiglio, è quello di garantire tutele e maggiorazioni attraverso la contrattazione collettiva e non da una quota minima fissata per legge. Il salario minimo è ancorato al lavoro dipendente, ma la gran parte dello sfruttamento e della povertà del mondo del lavoro sta in capo a forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente che rischiano di vedersi escluse dal salario minimo nonostante le grandi aspettative che si stanno creando. Io vorrei sentire anche Gianpietro Dal Ben cosa ne pensa del salario minimo e di queste posizioni, perché mi interessa molto quello che pensi. Allora, mi sorprende perché sembra che parliamo di extraterrestri, di numeri. Non trattiamo i lavoratori come persone. Tutti i tipi di lavoratori non vengono trattati da persone e questo mi sorprende. Io non vado a fare la spesa la domenica, non vado nei centri commerciali la domenica, non ci vado. È la mia protesta da sempre, perché sono contro questo sistema che chi sta peggio deve stare ancora peggio. Allora, non è possibile che noi che lavoriamo mediamente 8 ore al giorno, 8 ore dormiamo, ma che altre 8 ore cosa che a fare? No, andiamo a fare la spesa la domenica pomeriggio alle 3:30, 4. Ecco, c'è qualcosa nella nostra testolina che forse non funziona. Non possiamo dire è colpa del politico, dell'amministratore e noi non abbiamo nessuna responsabilità. Non vogliamo impegnarci a livello politico, spesso non ci mettiamo in discussione, non vogliamo rischiare niente, ma vogliamo che qualcun altro, non si sa chi, pensi ai nostri problemi. In Francia, se il governo decide che la pena non deve stare qui ma la spostiamo di là, magari fanno 200 giorni di sciopero. Noi altri, anziché fare 200 giorni di sciopero, andremo col rosario in chiesa a pregare, pensando che Padre Pio risolva la questione del salario. Siamo strutturalmente disomogenei. Io non riesco a trattare le persone come degli schiavi, non è giusto, non è corretto, al di là dei 9 euro, dei 10 euro. Ma ci sarà un imprenditore illuminato che tratta direttamente con le persone e gli dice: guardate ragazzi, quest'anno è andata bene, io ne conosco qualcuno, questo è un bonus per voi. Ci sono delle persone brave, poi ci sono i prenditori, che è un'altra categoria. Come gli assenteisti ci sono dei dipendenti, i prenditori ci sono tra i titolari di aziende. Non possiamo massificare tutto. Sentiamo non può una Marcuzzo. persona andare a lavorare dalle 6 alle 9, dal mezzogiorno alle 3 e dopo dalle 7 alle 21, dalle 19 alle 21. Questi sono schiavi. Allora io nei centri commerciali dove vengono utilizzati queste metodologie di lavoro, non ci vado, è il mio sciopero personale. Impariamo a protestare, impariamo a decidere. Non voglio essere complice. La nostra associazione è nata 20 anni fa per un problema particolare che mi era sorto in Egitto, quando ho deciso di dire: io non voglio essere socio di questo modo di vivere. Voglio comportarmi in maniera diversa per quanto possibile. Sentiamo Marcuzzo perché il tempo corre, va Marcuzzo, vai. Sì, no, beh, intanto apprezzabile nel senso che la coerenza rispetto ai comportamenti credo ci sia tutta, insomma, quindi non... allora, volevo intanto rispondere alla signora di prima che dice io non vado Nadia. a votare. Nadia, ecco, per favore, tornate a votare. Votate scheda bianca, ma tornate a votare, perché il non andare a votare permette a questi qua che fanno i cavoli loro di continuare a farli.
andateci contro voglia. Il non andarci è quello che vogliono, perché se la gente va, pensa, ragiona e mette una crocetta, mettetela dove volete, ma il fatto che la mettiate devono rendere conto a qualcuno, quindi l'assenteismo al voto non aiuta per niente, anzi condanna i soggetti più deboli rispetto a questo. L'altro aspetto sui meccanismi contrattuali. Ci sono alcuni aspetti che sono stati lasciati andare nel tempo, cioè il sindacato non è un qualcosa che decide a nome e per conto di tutti, è un soggetto di rappresentanza che ci prova su alcune cose, che alcune cose le fa bene, altre meno bene, qualche errore probabilmente è anche stato fatto, altri buoni, ma cioè, noi siamo partiti 4, 5, 6 anni fa, dove c'erano 400 contratti nazionali in Italia, 400, alcuni anche, se vuoi te li racconto, simpatici, Siamo arrivati a 900 adesso. E 900, cioè quando negli ultimi anni si è lasciata la liberalizzazione, la possibilità di contrattare, quelli diventano riferimento, ci sono contratti a 3, 4, 5 euro, ci sono alcuni contratti nazionali che sono 10 anni che non si rinnovano, che firmiamo noi, abbiamo noi alcuni contratti sotto i 9 euro, quelli vanno aiutati, quindi una legge a sostegno della contrattazione sì, ma non dimentichiamoci che è quello che diceva prima, cioè se io sono nelle condizioni di darne di più, i contratti non stabiliscono mai i minimi, cioè mai i massimi, stabiliscono i minimi, sotto cui non si può essere regolati, da sempre. Cioè, sì, però Marcuzzo, scusa un attimo. Sì, ma scusa un attimo Marcuzzo, è vero quello che dice Marcuzzo ed è vero quello che dice Dalbeni, ma l'operaio che lavora non può diventare povero, ma come faccio io a sentire io lavoro, come faccio a diventare povero lavorando? E quelli che non fanno niente, i parassiti, diventano sempre più ricchi. Ma come? Ma non è ammissibile che l'operaio, che è la spina dorsale del paese, sia trattato in questa maniera. Non è possibile lavorare a 40 gradi fuori all'aperto e prendere 1.200 euro o 1.500 euro. Adesso qualcuno si accorge, forse fa troppo caldo. Ma stiamo scherzando? Ma come si fa? Ma come si fa un pensionato a vivere con 600-700 euro? Ma come fanno nel 2023 a avere il coraggio ancora al mattino di guardarsi allo specchio quelli che hanno creato questa situazione? Ma come fanno? Ma come fanno a guardarsi allo specchio? Ma siete stati voi? Come siamo stati noi? Ma chi ha il coraggio di dirmi sei stata tu? Ma come avete il coraggio di dire sempre, dare la colpa al cittadino? È perché non va a votare? È perché non fa il suo dovere? È perché sbaglia? No, il cittadino lavora, il cittadino si fa un mazzo così tutti i giorni, indipendentemente da chi più, chi meno. Noi abbiamo sempre pagato le tasse, noi le paghiamo, andiamo a vedere quelli che non le pagano e hanno nomi e cognomi, però non vengono toccati da nessuno, neanche dal sindacato. No, Marcuzzo, è ora di finirla di dire i soliti. Questo paese sta affondando, non abbiamo, cioè la gente, siamo così, non ha il coraggio di protestare perché culturalmente non abbiamo una rivoluzione alle nostre spalle come la Francia, la Spagna. Noi non ce l'abbiamo, ma non per questo devono affossarsi, ma non per questo. Una telefonata, chi è in linea? Vladimiro, vai Vladimiro. Velocissimo, sul salario minimo. Allora molte persone, il 90% circa di vario genere, per contrastare la mentalità assistenzialista dice che è giusto per una persona onorevole che per vivere deve lavorare. Giustissimo, sono convinto. Però succede, e quindi bisogna che una persona che abbia un lavoro, proprio succede che molte persone va a lavorare, ma ha uno stipendio basso che non è costretto a vivere. Allora quando una persona enuncia che è giusto lavorare per vivere, però dopo non fa avere a una persona uno stipendio che gli permette di vivere, è in contraddizione. Cioè, questo aspetto qua non è poco. Dico velocemente e chiudo. Esistono dei contratti nazionali, quindi del sindacato, per esempio quelli che riguarda le persone che fa la polizia privata, no? Che prevede una paga lorda di 6 euro, quindi la paga netta gira sul 3-4 euro. Mi credo che queste persone qua non puoi vivere del lavoro. Cioè, il salario minimo deve essere interpretato come un modo per portare a compimento il principio giusto che per vivere bisogna lavorare, quindi bisogna che ci sia uno stipendio che consenta alle persone di poter vivere del lavoro. Ciao.
Sì, lavorare senza essere sfruttati però. Prego Marcuzzo. Sì, però volevo dire una cosa, cioè noi non stiamo incolpando i cittadini, hanno perfettamente ragione, stiamo tentando di interpretarli rispetto alle cose. Allora, quando dicevo prima di andare a votare è proprio perché ho il senso di responsabilità del cittadino. Fatti avanti, non lo sto scaricando, lo sto ricaricando rispetto a questo, perché il fatto che non ci sei permette a questi di continuare. L'aspetto prima che si diceva sui contratti e il resto, quando ho detto che siamo passati da 400 a 900, questo è l'elemento, cioè quando ci sono stati politici che hanno cominciato a dire disintermediamo il rapporto di lavoro, questo è l'aspetto. Il disintermediare vuol dire che la gente va a discutere a tu per tu e se hai il bravo datore di lavoro e il bravo dipendente fai buoni accordi, ma se uno dei due fa i furbi non si fanno accordi. Cioè il fatto che ci siano delle regole predefinite serve a stabilire e a proteggere i più deboli, perché chi è forte non ha bisogno di contratti e di leggi, chi è forte se l'arrangia per conto suo, è chi è debole che ha bisogno di questi. E quando tu liberalizzi tutto il livello contrattuale è venuto fuori di tutto. Ci sono contratti nazionali al di sotto dei 9 euro, lo sappiamo, vanno aumentati, sì, ci sono contratti che non rinnoviamo a 10 anni, serve una legge che obblighi a fare riforme di un certo tipo. Noi oggi tra i nuovi poveri abbiamo i lavoratori dipendenti che lavorano, quindi le paghe vanno aumentate, ma il tema è questo, è come. Sì, ma scusa Marcuzzo, cioè, se noi siamo arrivati... scusa Marcuzzo, no, perché bisogna mettere i puntini su i, perché sennò tutti... Allora, vai a votare come un signore che io ho trovato l'altro giorno, un anziano, un diversamente giovane. Ho detto, Mirella, mi dicono, vai a votare, io ho sempre votato, ho sempre fatto il mio dovere, guarda come mi ritrovo, sempre peggio. E allora, come faccio a continuare ad andare a votare se vado indietro invece che andare avanti? Perché mi dicono vai a votare, vai, e non cambiano mai le cose? Sono anni che mi dicono vai a votare, io ho sempre votato e sto malissimo, anzi sto molto più male di una volta. Andiamo, aspetta un attimo, no, scusa, perché vai a votare, questo dice sì, ma alla fine sto andando indietro invece che avanti. Sentiamo anche Del Ben. Io sono sempre andato a votare, andrò sempre a votare, dobbiamo pensare che chi votiamo sono delle persone come noi, spesso non ci informiamo di chi sono queste persone, paradossalmente, come diceva il segretario della CISL, i più deboli spesso e volentieri votano dei miliardari di sinistra. Il PD e tutte le circoscrizioni di sinistra spesso sono comandate da miliardari. Si può sapere per quale motivo. È evidente che a destra ci sono gli imprenditori, i datori di lavoro, i professionisti e compagnia varia, e puoi essere a favore o anche contro. Ma che quelli di sinistra vota i miliardari che li devono rappresentare, mi viene da ridere. Se non sbaglio, i difensori dei lavoratori, cioè i sindacati, possono licenziare i propri dipendenti senza preavviso, come i partiti politici e la Chiesa. È una legge che è ancora valida oppure no? Se questo è il buon esempio, cosa volete che ne parliamo? No. Abbiamo Carlo da Padova, poi Marcuzzo risponde a Del Ben. Vai Carlo. Buongiorno dottoressa Mirella. Buongiorno. Ospite. Voglio dire una roba. E parla sempre di questi politici, chi dà questo, chi dà quello, chi dà quest'altro, chi dà chi altro. Lui però fa altri come si dice, no? Quando chi va fuori da politico gli dai la sua pensione, gli dai la sua... e più fa il suo mestiere. Se non altri dopo una pensione, ne trova a lavorare, ne trova la pensione per 2, 3, 4, 5 anni anche. Va bene così, che altra roba. Io ho cominciato a lavorare nel 1960, avevo lavorato finalmente al 2000, fino al 2000. Adesso prima ne aveva 993, adesso ne dà 1100 quando arrivo. Ecco, le volte viene delle botte decorrenti, dei 600 euro, 500, 200 del gas e via discorrendo, deve il bollo da pagare la macchina, deve l'assicurazione, deve questo, deve quello, con 1000 euro. Come si fa a andarne fuori? Come si fa a andarne fuori? E questi professori prendono, mamma,
fuori dai gangheri. No, Carlo, stanno i gangheri, te prego, se non sei fuori noi altri stamattina e manco ti sta dentro. Grazie Carlo, molto chiaro il mio pensiero, hai ragione, ma come facciamo a vivere con 1.000 euro al mese e magari con problemi di salute o con fioi? No, chi mi spiega, visto sti soloni, chi vive però con 6, 7, 8, 9 mila euro al mese, andiamo a vedere. Prego Marcuzzo, rispondiamo anche dal Ben. Beh, su quello del Ben non è vero che il sindacato licenzia senza preavviso. Cioè noi abbiamo... Del Ben non è vero. Allora, all'interno delle organizzazioni sindacali esistono dei contratti, i loro contratti hanno i loro obblighi come in qualsiasi altro. La diversità tra sindacati, vale per i sindacati, per la politica, cioè tutte le associazioni di rappresentanza, ma adesso è venuto meno quell'articolo 18 e quindi non hanno più, basta, quindi siamo finito. Alla stessa stregua di tutti gli altri, quindi non c'è su questo. Volevo invece però riprendere un aspetto, perché noi stiamo cercando sempre qualcun altro dove c'è responsabilità. No, ci sono delle responsabilità, e qua vado su dal Ben. Cioè noi abbiamo una cosa, uno sono i centri commerciali, l'altro sono le cooperative di comodo, non le cooperative di servizio, quelle nate, e noi ce la prendiamo con queste rispetto a... È da una vita che vediamo un codice sulla cooperativa, perché le cooperative, essendo soci e dipendenti, possono decidere le loro regole, quali sono i loro diritti, le loro paghe, possono andare sotto i contratti nazionali tranquillamente. Mentre se io vado dal Ben che ha un'impresa e lui paga meno del contratto nazionale, anche se il lavoratore l'ha sottoscritto, il lavoratore può impugnarlo e dà comunque ragione perché non può pagare al di sotto di alcune regole previste dal contratto. In una cooperativa in cui si è soci possono derogare rispetto a questo. E allora torniamo al ragionamento di prima del caporalato. Che c'è? Che c'è, madonna se c'è. Li abbiamo beccati sui campi a potare le viti. No, anche qua, non serve andare. Sì, no, parlo mia da altre parti. No, lo diciamo perché sembra solo che il caporalato sia il sud. Io l'avevo denunciato a suo tempo sulle badanti, sul resto, quindi non è una novità. No, qua c'è com'è. Ecco, il tema vero è un altro però, che il caporalato trova il proprio modo di esistere, perché c'è un humus che lo permette. Cioè quando hanno beccato quelli che andavano sulle vigne e che erano nelle condizioni, che erano sottopagati, che vivevano in condizioni, nessuno si è preoccupato di chi ha assunto e chi ha fatto il contratto con quella cooperativa, se i soldi che dava la cooperativa bastavano a pagare il salario minimo previsto per quei dipendenti, perché quello è l'aspetto, e quelli non sono mica gli altri, sono le persone, sono quelle che ci troviamo al bar subito dopo a discutere, ma ci sono anche qualche nostro politico su queste cose qua. Cioè, quando capitano cose di questo tipo, bisogna cominciare ad affrontare il tema alla radice. Quindi qua di colpe ne abbiamo un po' tutti, cioè se ci sono dei problemi, ma ci sono anche tante cose su cui non ci si ascolta, non ci si va. La denuncia sul discorso delle cooperative di comodo, costruite il coso, è da anni che le fanno. È da anni che le facciamo, è da anni che siamo intervenuti anche rispetto con gli ispettorati e il resto. Non se ne va fuori. Perché? Perché dall'altra parte c'è una domanda, c'è un incrocio domanda e offerta che si trova, quel problema del profugo che arriva, che ha necessità che qualsiasi lavoro va bene, dall'altra parte qualcuno per risparmiare. Queste sono le cose, cioè non ci sono mica altre e capitano qua. Abbiamo Luigi da Padova, ciao Luigi. Buongiorno anche all'ospite. Sapete qual è il problema che abbiamo noi in Italia? Che io come specchietto la Svizzera ha bisogno di manodopera, chiede manodopera all'Italia, gli italiani vanno là, vanno nelle casette, sanno quanto prendono al giorno, sanno quanti giorni devono rimanere lì, alla sera riescono ad andare in una casetta dove possono farsi una doccia, farsi da mangiare e compagnia bella. Finito il discorso, tanti ringraziamenti e le persone ritornano nel loro paese. Noi, gentile signora, perché dopo decenni e decenni che continuiamo a sentire parlare non succede niente? Perché siamo un paese di chiacchieroni. A noi amiamo chiacchierare, anziché creare posti di lavoro, creiamo, io li chiamo quei lavori lì gluchisti. Sapete cos'è il gluchista, signora? È quella persona a cui viene data una manciata di sassi, la persona va in riva a un fiume, in riva a un lago e butta il sasso fa gluck quando sei in acqua, no? Ecco, quelli sono i gluchisti. C'è gente che non produce niente, che è lì impegnata, magari succedesse così anche da noi, invece no,
oltre ad essere gluchisti, vanno in giro a fare danni, e poi ci ritroviamo con 6 milioni e mezzo di poveri, ci ritroviamo con problemi fin sopra i capelli, e mi viene in mente la Prima Repubblica. Pensi che quando hanno fatto le INA Casa o le case Fanfani, noi avevamo un rapporto debito-PIL negli anni 70 che era il 50%, il rapporto debito-PIL. Certo, non eravamo un paese ricco allora. Dopo, nel giro di qualche decennio, siamo diventati la quarta, quinta potenza industriale del mondo. No? Ma non è che siamo diventati la quarta, quinta potenza industriale del mondo perché i sindacati ci hanno aiutato a diventare quella roba lì, no, perché c'era gente con dell'inventiva che ha creato posti di lavoro e compagnia agricola. No? Poi cosa è successo? Che l'invidia, perché questi avevano più ricchezza rispetto ad altri, aveva portato gli altri a dover dividere quella ricchezza, cioè a drenare quella ricchezza per dividerla con quelli che stavano un po' peggio. Risultato che con l'euro, che dovevamo lavorare di meno, prendere di più, cosa è successo? Che abbiamo creato 6 milioni e mezzo di poveri. E alleluia, viva l'Italia! Grazie anche al nostro Luigi da Padova. Vedo Dalben sulle spine, deve salutarci anche perché ormai il tempo è scaduto. Come ci saluti, Dalben, dai? Dopo questi sermoni della domenica, no, che sono esattamente 58 anni che ascolto, aiutiamo il sud, diamo l'acqua a Catania, portiamo i tubi a Trapani, il lavoro non c'è a Reggio Calabria e a Taranto c'è la disoccupazione, vi dico solo che quei ciacque non si passa fritte. Ecco, allora siccome io sono veneto residente in Italia, sono stanco di sentire lamentele quotidiane da gente che vorrebbe essere servitore dello Stato, cioè avere uno stipendificio, ma non ha i calli sulle mani. Sono 58 anni che ascolto sta roba qua, sarei anche stufo, e allora dopo 2102 giorni dal grande referendum mi vergogno che il nostro volere di cittadini non sia ancora passato, perché sapete benissimo che chi ha il potere amministrativo politico in Italia sono da Firenze in giù, il potere economico è da Firenze in su, e i due poteri purtroppo non concordano. Tutto il resto è filosofia. Allora, se volete aiutarci, Energie Sorrisi è operativa sempre, in qualsiasi situazione di disagio noi ci siamo. 300 quintali all'anno di spese casa per casa qui nel territorio per le famiglie che ne hanno necessità, oltre il 38° bilico che caricheremo dopodomani per l'Ucraina. Ecco, sempre e comunque con questa filosofia. Se aspettiamo Padre Pio, i Santoni, San Gennaro, a messa della domenica, non andiamo fuori. Ecco qua questa bellissima foto, noi ringraziamo i militari croati, qui eravamo a Petrinja, epicentro del terremoto, 400.000 senza casa, i giornali italiani non ne hanno parlato, e abbiamo salutato e ringraziato noi i militari croati che ci hanno aiutato a scaricare tonnellate di aiuto. Qui abbiamo la spesa alimentare con gli alpini, grandissimo corpo volontari e livelli che tutti i mesi ci aiutano per smistare, preparare le scatole e portarle casa per casa nelle famiglie del territorio. Qui non si fa politica. Non abbiamo tessere di partito, le sedi sono nostre, per cui il potere da qualche punto di vista non ci sopporta, perché dove c'è il potere non c'è libertà. Semplice. Vi ringrazio. Grazie a Gianpietro Dalben, Presidente Energia e Sorrisi, quei ciacque non si impasta e fritto, e grazie Dalben. Marcuzzo come ci saluta? Beh, intanto bella frase dei fritto e quei ciacque, quindi va perfettamente d'accordo. No, niente, bene, mi pare un buon dibattito. Volevo solo riprendere un attimo l'ultimo, quando dice che quando c'è stata la ripartizione, cioè quando è stata la ricchezza, gli altri, l'invidia e tutti quanti hanno voluto dividere. Beh, benissimo, adesso che non c'è ricchezza da dividere, negli ultimi anni ci sono i ricchi che stanno diventando più ricchi e i poveri più poveri. Cosa è il problema? E adesso cosa facciamo? Distribuiamo la povertà? Cioè,
le cose vanno affrontate come sono state affrontate prima, la ricchezza si produce e poi vanno messe nelle condizioni a tutti di beneficiarne. Se oggi ci sono contrasti è proprio perché rispetto a questo chi ce l'ha se la vuol tenere e gli altri bisogna trovare le condizioni nel 2023 avremo un sindacato unito o un sindacato ancora diviso? Ma io non mi porrei questo tipo di problema. Ma avete sentito dove sono i sindacati? Scusi, domanda a casa. Ma è la domanda da 50 anni, non sta mica cambiando. No. Già cambiarla no? Però guardate che siamo lo Stato in Europa dove il sindacato conta di più, Cioè noi nelle nostre diversità riusciamo comunque alla fine a trovare mediazioni. Io credo non ci siano le condizioni oggi per un sindacato unico. Cioè la diversità nel ragionamento sul salario minimo. Ma unito sì, no? Unito sì, dai, ma capiterà una litiga. Si fanno ancora le cose insieme, non abbiamo mica smesso di farle. Grazie. Devo chiudere a Franco Marcuzzo, segretario generale CISL Treviso Belluno. Grazie Marcuzzo, grazie del ben, pubblicità. Ed è con noi Manuel Giacometti, questo artista che ha creato questo splendido murales, uno dei tanti del nostro Manuel Giacometti, che ci spiegherà cosa vuol dire dare un messaggio ai giovani, non sempre facile, molto difficile, soprattutto intrigarli, ma forse questi murales servono. Saluto anche Gabriella Mauro, collegata da San Donà di Piave, presidente Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo de Paoli. Grazie anche a Gabriella di essere qui per capire se assieme arriveremo a un qualcosa o soprattutto a far capire l'importanza della vita. Ecco, questo è l'obiettivo nostro, aiutare le fragilità e dare importanza alla vita. Allora io partirei proprio con Manuel Giacometti. Ecco, questo murales che il sindaco di Salgareda ha cercato di trasmettere per un bene comune, per una cittadinanza attiva, ma soprattutto per la vita. Prego Manuel. Intanto buongiorno a tutti. Sì, è stato piacevole, entusiasmante partecipare a questa idea del sindaco di Salgareda e della giunta comunale. Chiaramente era un progetto impegnativo con un messaggio importante e spero in cuor mio di essere riuscito a trasmettere qualcosa. Ricevo ogni giorno qualche telefonata anche da genitori, vittime della strada o comunque ragazzini che passano, si fermano a vedere il muro e mi chiamano per raccontare il loro pensiero e sono felice insomma del risultato che c'è stato. Come vedi i giovani, Manuel? Che giovani vedi tu? Che mondo giovanile vedi? Perché io dico sempre che forse siamo sempre uguali, non è che cambi più di tanto. Forse adesso hanno i social, quelli che una volta non avevano, e ora le cose forse si amplificano di più. Ma questi sono i giovani, quelli che siamo stati anche noi. Non è che dobbiamo proprio scoprire l'acqua calda. Forse però una volta
avevamo più amicizia, un'amicizia diversa, si giocava molto di più, ecco, avevamo forse un obiettivo diverso, quello di divertirci giocando, questo che adesso manca. Prego. Sì, si partiva dopo scuola, si andava al campetto a giocare, si faceva notte, sera, quando era ora di cena si rientrava perché la mamma urlava dal terrazzo il nome del bimbo. E cos'è cambiato? Secondo me nulla, è una ruota, siamo stati tutti giovani e quelli più vecchi di noi all'epoca ci indicavano col dito: guarda il ragazzino, si droga, beve, nulla faccente, e adesso è uguale, non cambia assolutamente nulla, solo che adesso siamo noi a indicare i ragazzini. I ragazzini, ripeto, siamo passati tutti di là e hanno tutti voglia di fare, sono tutte persone sveglie, intelligenti, basta dargli gli input. Chiaro, la pecora nera c'è sempre dappertutto, però una buona fetta è sana e ha piacere di fare un sacco di cose, e l'importante, ripeto, è renderli partecipi e Infatti io dico sempre, quando si dice non hanno più voglia di giocare, ma io dico: ma dammi il gioco per far giocare, ma il gioco che voglio io, però non quello che vuoi tu. Io devo scegliere il gioco con il quale giocare e forse divento anche creativo. Cosa ne pensi, Gabriella Mauro, di questa creatività dei giovani? Ecco, noi siamo nel mondo del volontariato, perciò ne sappiamo qualcosa, ci mancano perché qualcuno non li va a prendere oppure non ce li porta, non fa questo accompagnamento col mondo del volontariato e dell'associazionismo. Prego. Intanto buongiorno a tutti e grazie Mirella per questo invito, ma soprattutto per questa grande trasmissione particolarmente utile. Allora, per quanto riguarda i giovani, io sono d'accordo con quello che ha appena detto il tuo ospite. I ragazzi sono tutti uguali, sono meravigliosi e possono essere coinvolti. Dov'è il problema? Quello che alcune volte li coinvolgiamo in qualcosa che non gli appartiene. Noi dobbiamo cercare sempre di più di coinvolgerli con i tempi che loro hanno, con le modalità in cui loro vivono, perché è inutile agganciarci sempre al passato, dobbiamo vivere il qui e ora. Nel mondo del volontariato noi viviamo un'isola felice qui a San Donà, perché abbiamo l'oratorio e di conseguenza tanti gruppi scout, i ragazzi non coinvolti. Per cui nel mondo del volontariato, sì, loro si propongono, però dobbiamo cercare sempre di dare un qualcosa con delle spiegazioni e con degli obiettivi ben chiari. Loro ci sono e sanno essere anche molto propositivi e soprattutto sanno essere anche creativi, per cui direi che siamo noi che dobbiamo dare il giocattolo giusto, come tu hai appena detto. Grazie Gabriella, allora andiamo a vedere anche questo video, iniziamo a vedere i video anche del nostro Manuel Giacometti, andiamo a vedere le 1001 Arcella Giacometti. E guardiamo anche quello di Maserada, andiamo a vedere.
Intanto complimenti veramente tanti Manuel, ma soprattutto perché il messaggio è molto chiaro. A chi si rivolge e soprattutto Manuel? Ai bambini, ai ragazzi, perché il futuro è loro, sono loro attenti. Prego Manuel. Il futuro è loro, in realtà il messaggio cerca e vuole prendere tutti, perché non so se avete notato dentro il cuore c'è scritto Love is key, che è l'amore fondamentale, ed è un messaggio che deve entrare di forza alle persone, perché è grazie proprio all'amore che si riesce ad ottenere qualsiasi cosa, si scavalcano monti, si rompono muri. L'ispirazione da dove arriva, Manuel? Ecco, quando ti chiamano ad esempio su una cosa così delicata, veramente problematica come sono gli incidenti stradali, sì. Ecco, dov'è l'ispirazione? Da dove la prendi? Allora, se entriamo nello specifico, il muro, quello di Saigareda, quindi il progetto di Saigareda, ho preso spunto da un quadro degli anni 70 di Schifano, che ho voluto anche omaggiare con la scusa. Chiaramente l'ho rivisitato in chiave moderna e col mio stile pittorico. E poi tornando al discorso dei 2 video che abbiamo appena visto, è un progetto che sto portando avanti da 2 o 3 anni e l'obiettivo è quello comunque di diffondere quel messaggio che ti dicevo prima, perché i bimbi, perché comunque arrivano subito al cuore delle persone, perché comunque sono simbolo di purezza, e poi con questo cuore rosso grande in mano, enorme, che è l'unica parte colorata, se noti, perché è quella che deve colpire. E invece qui lo spunto l'ho avuto con gli anni, con l'esperienza, con prove, tante prove, e dopo sono arrivato a questo, e questo al momento mi sta dando grandi soddisfazioni. Cosa ti dicono i ragazzi quando li incontri, che hanno visto i tuoi murales? Beh, ricevo tantissimi complimenti dai giovani, dagli adulti, e soprattutto, ripeto, con questo filone che sto portando avanti, vedo che i ragazzini e le ragazzine si fermano, si fanno le foto, si fanno i selfie, le postano, visto che comunque adesso quello è il mondo. Il messaggio che fanno loro è esatto, quello. Il social è fondamentale, quindi mi capita che mi postino, mi taggano, e quindi è divertente, insomma, vedo che riesco ancora a stare con i giovani. Questo è un social positivo, sì, ecco, esatto. Un social che fa bene, esatto. Ecco, che trasmette veramente quello che è l'amore per la vita, ecco, esatto. L'amore per se stessi. Cosa ne pensi, Gabriele? Hai visto che bravo? È fantastico, il messaggio ti arriva, no? Quel cuore rosso ti colpisce, e soprattutto è il famoso messaggio che i bimbi sanno dare, no? Con quella loro spensieratezza, con quella loro genuinità. Esatto. Io devo dire complimenti Manuel, perché abbiamo bisogno sempre di più di messaggi che arrivano dai bimbi, e soprattutto noi adulti dobbiamo saperli leggere. Complimenti davvero. Grazie mille. Allora adesso andiamo a vedere invece questo video dell'Emporio Solidale, proprio della nostra veramente brava, ma molto, anzi la ringrazio pubblicamente, perché siccome sa che ho una famiglia molto grande, lei mi sta aiutando con dei prodotti alimentari per cercare di dare questa, di placare questa fame che purtroppo regna sovrana e anche in questo territorio. Perciò grazie pubblicamente alla nostra Gabriella Mauro da parte dei veneti schiacciati dalla crisi e alla grande famiglia che ho io da sfamare. Allora andiamo a vedere il video.
Allora, raccontavo, Gabriella, al nostro Manuel Giacometti, che da 7 empori solidali siamo arrivati a 27. Pensate che numero e che domanda che ha la povertà. Intanto complimenti sempre. Ecco, cosa farete? E soprattutto, ecco, l'obiettivo del 2023 del tuo emporio solidale, Gabriella. Allora, noi in questo periodo stiamo tirando un po' sulle somme perché abbiamo avuto un periodo molto difficile, abbiamo avuto, come ben vivi anche tu, tutta l'ondata, chiamiamola così, dell'Ucraina. Oggi come oggi siamo in un momento di riflessione perché nel nostro territorio abbiamo aiutato molte persone ad andare nel mondo del lavoro perché c'è la stagione estiva. Come ben sappiamo, gli stipendi sono molto contenuti, non si riesce a sopravvivere, io dico a sopravvivere, in particolare le famiglie numerose e gli anziani, che hanno una pensione minima e che hanno molte spese, per cui quando parliamo già di un affitto abbiamo già parlato di molto e di conseguenza gli stipendi non sono sufficienti. Noi, per quanto riguarda l'Emporio, come avete notato anche dal video, abbiamo cercato di offrire davvero un aiuto alimentare, per cui vuol dire fare una spesa completa per poter avere anche una salute sana, perché sappiamo che una buona alimentazione vuol dire anche star meglio. E devo dire che cosa andremo a fare? Intanto aprire le nostre porte sempre di più e meno burocrazia e più aiuto, perché c'è stato anche un momento in cui dovevamo chiedere molti documenti. Noi abbiamo deciso di abbattere tutte queste situazioni e di aiutare. Naturalmente saremo sempre molto attivi per quanto riguarda l'affiancamento, perché molto spesso c'è ma vengono da voi persone che possono e non possono. Credo che chi si avvicina agli empori fa già uno sforzo, perché chiedere aiuto non è facile, in particolare in una società come la nostra, per cui ci prendiamo già cura di tutte quelle persone che hanno deciso di vivere a casa loro e di conseguenza portiamo la spesa a domicilio e sarà sempre più numeroso e attivo questo servizio, in particolare per quegli anziani che non hanno grande rete familiare e che non possono muoversi anche per mancanza di mezzi. Però una cosa importante che voglio dire anche con te, Gabriella Mauro, che forse dobbiamo fare anche più squadra, quella che stiamo cercando di fare anche assieme, io e te, ma soprattutto per arrivare all'obiettivo che è aiutare, questo è l'obiettivo, indipendentemente se siamo in tanti, chi siamo, dobbiamo aiutare, per aiutare dobbiamo fare squadra, come ha detto giustamente anche prima Gianpietro Dalben, io faccio realmente, porto, organizzo, questo bisogna rimboccarci le maniche e fare squadra. Cosa molto difficile nel nostro territorio. Come mai secondo te, Gabriella? Io credo che un po' sì, è una cosa che condanno sinceramente, perché per carattere sono una che ama la collaborazione. Quando io ho qualcosa che cresce chiamo sempre qualcuno per poter condividere. Io penso che non ci sia neanche una resistenza verso la collaborazione, ma penso che ci siano tanti territori che hanno sempre più bisogno e le associazioni che donano in realtà hanno anche difficoltà a reperire. Credo però che sia una grande forza stare insieme e sono convinta che più ci uniamo e più aiuti possiamo dare, perché l'unione è proprio un detto, fa la forza. È vero, allora andiamo a vedere anche gli altri video che ha portato Manuel Giacometti, andiamo a vederli.
Allora Manuel, spieghiamo veramente, perché vederlo così è una cosa, ma dal vivo è un'altra cosa. Spieghiamola allora, dove eravamo e quanto grande è questo murale. Allora, i due video che avete visto, ero a Tirana, al Mural l'International Festival, dove ero stato invitato come ospite. È un festival che è nato 4-5 anni fa e ha ospitato artisti di fama mondiale. E la palazzina che vedete in questo momento è la palazzina dove è nato e cresciuto il primo ministro albanese, Edi Rama, e sono 21 metri per 8 di grandezza. Pensate che è enorme. Sono stati 5-6 giorni di lavoro intenso, però vi posso garantire che quando è finito e ti siedi in macchina e ci passi davanti, per me è tanta soddisfazione. E soprattutto, Gabriella, non pensi che sono veramente dei murales molto efficaci che ti fanno riflettere? Intanto il cuore, il bambino, l'amore. Ecco, quando vedi un bambino è un'esplosione di emozioni. Cosa pensi, Gabriella? Che credo, e stavo pensando a questo, che già Manuel, se un giorno io avrò una bella sede, lo inviterò a farmi proprio un bel murales che rappresenti questo significato, perché il bello è bello, d'accordo, però qui c'è il cuore proprio ti arriva e questa è la cosa più importante. Grazie. Prego. Mi piacerebbe che ci fosse un filo conduttore. Cosa vuol dire? Che molti comuni, almeno un murales di questa portata ci fosse in tutte le nostre cittadine, per proprio farci capire che l'unione fa la forza e noi dobbiamo proprio anche dimostrare con delle immagini così significative che dobbiamo aiutarci, che siamo tutti insieme, che non esiste la differenza, perché quei due bambini ti fanno capire che sono i nostri figli. Allora, noi inizieremo a novembre a Villa Margherita con Manuel Giacometti. Ecco, apriremo questo splendido spazio che abbiamo, molto visibile dalla strada, per cercare proprio di dare un messaggio con i familiari vittime della strada, con le associazioni che si uniranno, perché deve essere, come dice Gabriele, un filo conduttore, non deve essere Tirana o Salgareda, ci deve essere un filo conduttore che porta, qual è l'obiettivo? A far riflettere queste persone, a pensare che la vita è sacra, che la vita è una, scuotere le coscienze. Abbiamo Tamara da Spresiano, vai Tamara. Tamara? Niente, allora Manuel, un messaggio molto importante che c'è Tamara? Non la sento? Pronto? Ecco, adesso ti sento Tamara, ciao. Pronto? Sì, ti sento Tamara. Niente, prova a riprendere perché ci tengo a Tamara, è una fragilità che va assolutamente ascoltata. Allora, ecco, arrivare soprattutto all'obiettivo, però devi anche avere persone e soprattutto amministratori sensibili. Esatto. Ecco, come vedi, ecco, i nuovi amministratori, perché abbiamo sindaci giovani, donne sindaco, cioè persone secondo me molto sensibili, in parte, non tutti, ma in buona parte. Per collegarmi a Salgareda col discorso dell'incidente, ci tengo a precisare che lì quando la Gabriella parlava di fare comunità e impegnarci tutti, lì ho proprio trovato le persone giuste. Nel 2015 è nato un progetto che si chiama Salgareda Art, è stato uno dei primi, anzi il primo festival in provincia di Treviso di street art, dove abbiamo portato riqualifiche urbanistiche, quindi abbiamo portato arte in zone degradate, in palazzine che comunque si sapeva che sarebbero crollate o comunque abbattute per ricostruirne di nuove, quindi abbiamo portato il bello dove il bello non c'era. E i sindaci, sì, ci sono nuovi sindaci, e io ho trovato porte aperte spesso e volentieri, perché comunque vuoi un po' per moda, vuoi perché adesso è l'arte del momento, la street art in generale, dico. Però non basta, bisogna spingere di più, bisogna dare più spazio, bisogna dare più spazi anche ai ragazzini e ai giovani, perché se penso a quando ho iniziato io nel 91-92, queste cose non esistevano, era tutto illegale e hanno iniziato a uscire primi 2000, metà 2000 e adesso si sta sviluppando, però non basta, siamo indietro. In Europa ci sono un po' di città che vivono grazie al turismo creato da queste opere,
ci sono dei punti di interesse, ma già Padova stessa per esempio è già all'avanguardia sotto questo punto di vista. E Treviso bisogna che si dia da fare, perché artisti bravi ce ne sono, non sono l'unico. E date spazio, date disponibilità, date case, date pareti, che come dicevi prima Mirella, l'unione fa la forza. Sì, non c'è niente da fare. Io così. Posso mettere l'arte, ma non posso mettere i muri. E la forza la mettiamo noi, le Esatto. associazioni sono quelle, la forza se siamo unite. Allora andiamo a vedere anche un altro murales, proprio per concludere questo bellissimo spazio sia con Gabriella Mauro che con Manuel Giacometti. Andiamo a vedere anche questo. Complimenti Manu, ecco, questo è un filo conduttore. So che hai portato anche una cosa per la Mirella. Cosa hai portato? Guardate cosa ha portato. Allora, rimanendo collegato al mio tema artistico, ti ho portato, li posso tirare fuori? Sì. Ti ho portato due bellissimi orecchini che sono in tema con il mio lavoro artistico. Che è scritto cosa sull'orecchino? C'è scritto Love is Key. Hai capito? Grazie. Così il messaggio non si limita solo ai muri, ma viene portato avanti anche dalle persone indossandoli. Ti ringrazio veramente. Senti Manuel, ma spieghiamo anche dove si trova questo ultimo murales che allora, hai visto. L'ultimo video che avete visto è una cabina di distribuzione, perché collaboro con loro da un bel po' di anni, e che mi concedono le pareti per appunto riqualificare zone degradate. Questo si trova esattamente fuori dal casello della Pedemontana Veneta, tra Volpago del Montello e Montebelluna, quindi sulla Feltrina, se non sbaglio, la strada che porta a Montebelluna, e lo trovate in piena rotonda, prima di entrare al casello. E comunque, se mi permetti, volevo specificare perché c'è sempre questo bimbo e questa bimba. In realtà il progetto è nato come una specie di storia d'amore, una telenovela itinerante dove il messaggio è sempre lo stesso, perché deve entrare in testa, e invece i soggetti cambiano forma, crescono. Infatti ci sarà un'evoluzione nei prossimi anni dove i bimbi diventeranno adulti, perché comunque è ciclico. E prenderanno anche la patente. Prenderanno anche la patente, esatto. Capito? Perciò è meglio prevenire anche con questi messaggi che io trovo veramente fantastici. Grazie. Perché intrigano, perché ci fanno vivere un'emozione, o sbaglio Gabriella? Assolutamente sì, poi mi piace molto l'idea che faccia crescere questi bimbi, perché noi dobbiamo crescere con dei buoni principi, con la collaborazione, con l'attenzione verso gli altri. Mi piace molto Manuel quello che stai facendo, per trovare un muro anche a San Donato. Bisogna. Mi renderò disponibile per scuotere un po' le coscienze con l'obiettivo che stai portando avanti, se posso. Anche perché San Donà, come abbiamo sentito anche questa mattina, è dove vive anche la nostra Romina Ceccato, ecco, questa mamma che ha perso questo figlio adorato assieme ad altri ragazzi, che sta cercando in tutte le maniere di dare dei segnali positivi. Soprattutto dice: non è possibile che a Musile ci siano delle riunioni che riguardano questo tema e io non sono stata invitata, io che faccio parte di un'associazione e che veramente cerco di dare del mio, ma come l'ha detto anche Biagio Ciaramella, che è il vicepresidente associazione familiari vittime della strada, che era collegato con noi da Caserta, ecco, dobbiamo avere più rispetto della morte facendo prevenzione con le persone, ecco, veramente responsabilizzarle di più, perché se andiamo avanti di questo passo non ce ne sarà per nessuno, perché tu puoi mettere in sicurezza tutte le strade, ma se trovi sempre l'imbecille che poi arriva a 200 all'ora, infischiandosene del tutto, non arriveremo mai al dunque. Bisogna fare prevenzione, prevenzione, prevenzione. Come ci saluti Gabriella? Prendendo sempre tanta ispirazione dai tuoi ospiti, da te stessa, e augurandoci a tutti continuiamo a creare questo filo conduttore che ci porti ad aiutare sempre di più e che tante persone si avvicinino a noi per aiutarci e portare avanti la nostra missione. Grazie, grazie. Grazie a Gabriella Mauro, grazie a Manuel Giacometti, grazie a voi, la posta di Mirella.
Grazie.